Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottardo di Edicom Edizioni e vi do il benvenuto a questo webinar che è dedicato al Superbonus 110%. Vedremo in particolare quali sono gli aspetti e le novità più recenti che riguardano il Superbonus e vedremo anche una serie di soluzioni e tecnologie applicabili negli interventi edilizi che possono usufruire di questa agevolazione prevista dal decreto rilancio del maggio 2020. Il webinar di oggi si articolerà in due parti: un'introduzione su quelle che sono le procedure, le responsabilità e le nuove disposizioni, introduzione che sarà fatta dall'architetto Fabio D'Andri dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, e vedremo poi tre focus tecnologici. Parleremo in particolare di soluzioni per l'isolamento termico, specificatamente del foro finestra, di impianti radianti e di sistemi di accumulo dell'energia fotovoltaica. In questo caso i relatori saranno Irene Piva di Repac, Fabio Bovo di RRI e Roberto Longo di Fronius. Durante tutto il webinar potrete porre delle domande ai nostri relatori scrivendole nel pannello domande di GoToWebinar. Io vedrò di raccoglierle e sottoporle poi man mano ai nostri relatori. Vi ricordo che al termine del webinar riceverete una mail con un link che vi consentirà di scaricare le presentazioni che vedrete fra poco. A questo punto entriamo nel vivo dell'argomento. Lascio quindi la parola all'architetto Fabio D'Andri per un inquadramento del tema e vedendo anche quelle che sono le ultime novità e i chiarimenti emersi in questi tempi, gli ultimi tempi, in tema di Superbonus. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Io cercherò di fare una panoramica di tutti quelli che sono gli aspetti legati al Superbonus, evidenziando le ultime novità legislative che hanno portato a qualche innovazione o qualche delucidazione su alcuni temi. In realtà ancora chi opera in questo settore lo sa benissimo, non tutto è ancora ben definito, però insomma il quadro ormai è abbastanza delineato e ci permette di muoverci insomma con una certa sicurezza verso la riqualificazione energetica degli edifici, che è uno degli obiettivi del nostro governo, ma soprattutto dell'Europa, in vista dell'obiettivo finale di decarbonizzazione del parco immobiliare per il 2050. Quindi questo Superbonus, sebbene sia uscito in un momento, no, in cui c'era anche bisogno di un sostegno all'economia, rientra in una serie di politiche che saranno o dovranno essere rinnovate nei prossimi anni, magari con forme leggermente diverse, volte a raggiungere questo obiettivo ambizioso, insomma, di portare gli edifici verso lo standard di energia quasi zero per il 2050, con obiettivi intermedi chiaramente, ma se cominciamo presto è più facile arrivare all'obiettivo finale. Io vi parlo in qualità di rappresentante dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, che si occupa ormai da 15 anni di efficienza energetica, soprattutto nel settore edilizio, non solo. In questo ambito opera sotto varie vesti, passatemi un po' il termine, sia come ente di certificazione Casa Clima per il Friuli Venezia Giulia, sia come ente promotore dell'associazione Passive House, ma anche come ente accreditato dal Mise per i corsi abilitanti per i certificatori energetici degli edifici. Quindi abbiamo un punto di vista trasversale sul tema dell'efficienza energetica, che poi si è concretizzato negli ultimi anni anche con l'attività di uno sportello energia fortemente indirizzato alle informazioni sugli incentivi. Scusate questa premessa, insomma, ma la ritengo doverosa per capire, insomma, per farvi capire anche con chi è il vostro interlocutore in questo momento. Dicevo, il Superbonus. Allora, innanzitutto bisogna partire dal fatto che il Superbonus, che sia la parte ecobonus sia la parte sismabonus, non è una detrazione fiscale, un incentivo a sé stante, ma è un meccanismo che si innesta su quelle che sono le detrazioni fiscali già in essere e già vigenti da diversi anni, e come sappiamo ce ne sono diversi sono gli incentivi per l'edilizia, a partire dal bonus per la ristrutturazione degli edifici residenziali, all'ecobonus entrato in vigore successivamente. Poi abbiamo
cose più recenti come il bonus mobili, il bonus facciate e tutta la parte di antisismica. E la cosa, insomma, da sottolineare, o meglio, le cose da sottolineare sono due. La prima è che, lo vediamo già da subito da questa diapositiva, che, scusate che provo a attivare un puntatore così si vede anche a che parte della diapositiva mi riferisco. Dicevo, la prima cosa da sottolineare è che lo si vede dalle varie aliquote di detrazione che c'è un'articolazione abbastanza spinta sulle modalità di incentivo, perché ci sono insomma diverse aliquote a seconda del tipo di intervento e quindi per ogni caso bisogna un po' andare in cerca di quelle che sono le condizioni agevolative. Il superbonus ha portato alcune delle regole contenute in questi bonus a beneficiare dell'aliquota rialzata al 110%. L'altra cosa da sottolineare riguarda l'organizzazione di questi bonus, che sono in qualche modo definiti e veicolati da una serie di norme molto diverse tra loro che nulla hanno a che vedere con un testo unico e che quindi hanno qualche, già di per loro, insomma, di partenza, qualche magari problema anche di coordinamento e di aderenza o di coerenza tra una e l'altra. E quindi non possiamo aspettarci, insomma, che la nuova regola che cerca in qualche modo, no, di mettere insieme informazioni contenute in testi molto diversi tra loro sia chiarissima e lineare in tutti i passaggi. Ecco, questo è il motivo per cui secondo me ci troviamo ancora oggi a discutere spesso su alcuni requisiti, perché di fatto il superbonus ricarica, passatemi il termine, impostazioni precedenti mettendo insieme questioni che derivano da norme, come dicevo, diverse e poi da anche tutta una serie di disposizioni di enti diversi, non ultima l'Agenzia delle Entrate, insomma, che hanno creato una prassi operativa su questo tipo di incentivi, per cui le informazioni sono molte, io cercherò insomma di raggruppare quelle principali. L'altro aspetto, insomma, poi finisco con questa premessa iniziale, da tenere in considerazione è che queste norme non sono norme tecniche, queste leggi non sono decreti legislativi incentrati sull'efficienza energetica, sono per la gran parte leggi finanziarie. No? E anche questo insomma, fa capire che lascia spazio insomma, a problemini e incongruenze di tipo tecnico che ci portiamo avanti ormai da diversi anni. Perché oggi sono molto più evidenti questi, io li ho chiamati problemini? Perché il meccanismo, lo vedremo adesso, che è stato definito a supporto del processo di accesso alle detrazioni, è molto più articolato, molto più rigoroso e quindi quello che magari prima sì, risultava essere un problema magari marginale o non così rilevante, oggi può diventare un ostacolo proprio perché, come dicevo, la procedura è stata impostata in modo più ferreo. Ok, cos'è il superbonus? Lo sappiamo, insomma è una detrazione per tutta una serie di interventi, o meglio per le spese relative a tutta una serie di interventi che vanno dall'efficienza energetica alla riduzione del rischio sismico, passando per l'installazione anche di impianti fotovoltaici ed eventuali accumuli, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e anche da poco l'eliminazione di barriere architettoniche sia in favore di persone con gravi handicap, sia in favore di persone con età superiore ai 65 anni. Tutto questo al momento scade il 30 giugno 2022 grazie a una proroga di 6 mesi entrata in vigore a fine anno, con però una piccola evidenza che le spese che saranno effettuate nel 2022 potranno essere detratte in 4 anni e non 5, quindi la scadenza di fatto del periodo di attività del superbonus rimane inalterata. Ci sono alcune deroghe, nel senso che gli ATER, gli ACP, insomma, possono godere della detrazione fino a fine 2022
e anche i condomini, e addirittura le altre per ulteriori 6 mesi, possono godere di un'ulteriore proroga se alla scadenza saranno già stati effettuati più del 60% dei lavori previsti. Quindi questo consente di avere un po' di margine sui cantieri avviati per non trovarsi magari con una scadenza sulla chiusura dei lavori incombente, inderogabile, che potrebbe creare dei problemi anche per cause magari diverse, no? Che insomma, sappiamo che nell'edilizia sì, un allungamento dei tempi dei cantieri è abbastanza normale, anche banalmente per un periodo meteorologico avverso. La grande novità, insomma, del superbonus rispetto a quello che è il panorama di detrazioni precedenti riguarda la gerarchia degli interventi. È stata impostata una differenziazione degli interventi che possono essere ammessi per la detrazione del superbonus, e in due grandi famiglie sono stati definiti gli interventi trainanti e gli interventi trainati. Non posso godere delle detrazioni al 110% degli interventi trainati se non sono eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, quindi ho l'obbligo di effettuare almeno un intervento trainante, salvo, cioè l'unica eccezione è nel caso di edifici soggetti a vincolo, o un vincolo monumentale, o eventuali vincoli dovuti da regolamenti edilizi, normalmente legati, insomma, a disposizioni relative ai centri storici, eccetera. Ecco, quella è l'unica eccezione che mi consente di lavorare in caso solo sugli interventi trainati. Rimane l'obbligo, lo vedremo fra un attimo, però, del superamento delle due classi energetiche. Quali sono gli interventi trainanti? Gli interventi trainanti sono 3, 4, diciamo così, dipende come li si vede. Il primo è l'intervento di ristrutturazione importante sulle superfici opache, cioè dobbiamo prevedere un isolamento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, quindi stiamo parlando sostanzialmente di isolamenti a cappotto, isolamenti di copertura, principalmente di questi due tipi di interventi, anche se insomma, tutti gli isolamenti che riguardano superfici disperdenti sono ammessi. Ci sono alcune precisazioni, alcune deroghe. La precisazione da tenere presente è che in questo caso i materiali isolanti devono rispettare anche i criteri ambientali minimi di quel decreto ministeriale che normalmente si usa negli appalti pubblici, e la deroga arrivata a fine anno ci consente di isolare i tetti anche se non sono superfici disperdenti, no? Quindi il classico caso, insomma, della copertura con il sottotetto non riscaldato, in questo caso possiamo scegliere se isolare il solaio di sottotetto o andare a isolare il tetto vero e proprio, anche se non è una superficie disperdente, perché altrimenti siamo sempre vincolati all'isolamento delle superfici disperdenti. L'altro intervento trainante è la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale. Qui è diviso in due perché sono ammessi interventi sui condomini nel caso di impianti centralizzati, e sono ammessi invece sostituzione di impianti chiaramente autonomi in caso di edifici unifamiliari o edifici assimilati agli unifamiliari. Vedremo dopo di cosa si intende. Il terzo o quarto, insomma, come vogliamo leggere questa diapositiva, intervento trainante, scusate, è l'antisismica, il miglioramento antisismico, che però può fungere da intervento trainante solo per gli impianti fotovoltaici, mentre gli altri interventi trainati possono essere trainati solamente dagli interventi di efficienza energetica. Per cui abbiamo un intervento trainante di efficienza energetica che traina altri interventi di efficienza energetica. Quali sono? Sono praticamente tutti gli interventi previsti già dall'ecobonus, quindi isolamento termico, sostituzione serramenti, schermature solari, altre componenti, sostituzione di impianti, building automation e l'installazione di collettori solari. L'unico che è escluso è l'intervento di riqualificazione energetica previsto dall'ex comma 344 della legge finanziaria che aveva istituito l'ecobonus. Perché la riqualificazione energetica è un intervento complessivo che in questa prospettiva viene spacchettato nei vari sottointerventi, diciamo così, per cui non ha nessun senso trainare
un intervento complessivo con una parte dell'intervento stesso, insomma è un po' un cortocircuito, no? Quindi è stato anche precisato che chiaramente è escluso, ma era ovvio, non poteva essere altrimenti. Quindi ecco, questo è il quadro in cui ci muoviamo. Sugli impianti ci sono diverse opzioni interessanti, alcune sono escluse, per esempio la biomassa è compresa solo per gli edifici unifamiliari in aree non metanizzate, e la difficoltà qualche volta riguarda impianti ibridi, nel senso che si possono sostituire gli impianti con caldaie a condensazione, con pompe di calore o con una combinazione di caldaie e pompa di calore, ma solo nel caso l'impianto si configuri come impianto ibrido di un unico produttore espressamente pensato per funzionare insieme. Quindi non sono ammessi impianti, combinazioni insomma, di caldaie e pompe di calore, diciamo così, fai da te, derivanti solo dal progetto, ma deve esserci proprio una fabbricazione del prodotto come unico sistema. Precisazione importante: i lavori trainanti devono essere effettuati nel periodo di tempo in cui vengono effettuati i lavori trainati. Per cui se io chiudo i lavori relativi all'impianto al 30 marzo, non posso partire a sostituire i serramenti il 1° aprile. Devo far figurare insomma, che i lavori fanno parte del medesimo intervento complessivo. Chiaramente se ho un unico iter edilizio attivo, una scia che comprende tutto, non è un problema. Quello che non posso fare è spacchettare insomma, su più interventi, magari lasciare qualcosa in un secondo momento perché magari rientra nell'attività edilizia libera, eccetera. Quindi c'è questo vincolo generale che lega ancora di più le due tipologie di interventi. Chi può accedere al superbonus? Possono accedere le persone fisiche in generale, i condomini e poi alcune altre associazioni cooperative e anche gli istituti autonomi case popolari. Diciamo che gran parte del superbonus è rivolto, o almeno adesso è applicato, in situazioni di condominio e di persone fisiche. Qual è la differenza? La differenza sostanziale, che poi la vedremo fra un attimo, insomma, è che nell'ambito di edifici che si configurano come condomini, non è possibile accedere all'ecobonus come singole persone fisiche per la singola unità immobiliare. Quindi questa tabella in realtà va letta insieme a quelle che vedremo adesso per capire meglio il principio. In ogni caso vi sottolineo questa novità introdotta dalla legge finanziaria del fine anno, che riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità con un unico proprietario. Perché? Perché il condominio di fatto in via generale si configura come un edificio con almeno con più di un'unità immobiliare e più di un proprietario. Quindi se io ho un edificio con 7 appartamenti, ma tutto l'edificio è in capo a un unico proprietario, non è configurato, non si configura come condominio. Mentre anche 2 sole unità abitative, insomma, unite nello stesso edificio con 2 proprietari diversi, è già un condominio. Non è essenziale o indispensabile che ci sia un amministratore di condominio, quello è un aspetto parallelo che a noi per il superbonus non interessa. E quindi c'è stata questa deroga perché? Perché sugli edifici di piccole dimensioni è molto frequente insomma, che ci sia un unico proprietario per da 2 a 4 unità, ecco, che siano distintamente accatastate, ma c'è questa deroga al concetto di condominio sostanzialmente. Ecco, su cosa possiamo intervenire? Possiamo intervenire sulle parti comuni dei condomini, possiamo intervenire sulle parti comuni di quegli edifici che abbiamo citato prima, da 2 a 4 unità immobiliari, anche se hanno un unico proprietario, e possiamo intervenire sugli edifici unifamiliari, possiamo intervenire su unità immobiliari comprese all'interno di condomini, ma che siano funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, e possiamo intervenire anche sulle singole unità immobiliari poste nel condominio,
a patto che ci sia un intervento trainante sul condominio. Quindi ci sono dei limiti abbastanza precisi di applicazione del superbonus. Tutto questo su categorie di tipo residenziale, escluse le abitazioni signorili delle categorie A1, A8 e A9, a meno che non siano aperte al pubblico gli edifici in categoria A9. Importantissimo, se vogliamo accedere alla parte di superbonus che ha a che fare con l'efficientamento energetico, deve esserci un impianto di riscaldamento esistente nell'edificio. Può essere funzionante o deve essere in alternativa riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinaria. Quindi per, come dire, registrare in qualche modo, no, il risparmio energetico avviato dagli interventi del superbonus, deve esserci per forza un impianto di riscaldamento su cui valutare l'efficientamento energetico, altrimenti l'edificio è escluso anche se rientra nelle categorie che abbiamo visto un attimo fa. Rimane un po' il punto domanda, anche se è stato recentemente chiarito, di cosa siano queste unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno. Era già indicato che l'accesso autonomo all'esterno si intende un accesso diretto dalla strada o da un giardino, anche se non di proprietà esclusiva. La recente definizione è stata completata con la definizione di funzionalmente indipendente. In questo caso dobbiamo avere almeno 3 di questi 4 sistemi di approvvigionamento o impianti che sia di proprietà esclusiva, quindi devo avere l'allaccio idrico, l'allaccio gas, l'allaccio dell'energia elettrica e l'impianto di climatizzazione invernale. 3 di questi 4 impianti devono essere autonomi, per cui è molto più facile adesso, insomma, rispetto a qualche mese fa, definire se l'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente. Ci sono ancora un po' di perplessità operative che si registrano nella pratica perché di fatto, come ragiona il superbonus, se io sono in questo riquadro, considero la mia unità immobiliare come assimilata a un edificio unifamiliare. Il problema è che non lo è dal punto di vista pratico, perché spesso ha tutta una serie di limiti legati alle parti comuni che comunque esistono, perché l'unità immobiliare è situata in un condominio. Per cui, dal punto di vista, insomma, generale, è più chiaro il modus operandi che dobbiamo adottare, dal punto di vista pratico poi rimane ancora purtroppo qualche dubbio che deve essere di volta in volta dipannato. Si diceva che gli edifici devono essere residenziali, io qui ho aggiunto prevalentemente residenziali nel momento in cui si tratta di condomini, perché grazie alle agenzie delle entrate e alle sue circolari è stato chiarito che per gli interventi sulle parti comuni non è necessario che tutto l'edificio sia residenziale, ma deve essere in prevalenza residenziale. Inoltre c'è anche il discorso delle pertinenze che rientrano nei massimali. No? Nel calcolo dei massimali dei condomini vanno considerate anche le pertinenze, questo ce lo dice un'altra risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, poi anche qui bisogna stare attenti perché una cosa è calcolare il massimale di una pertinenza in un condominio, una cosa è poter farci sopra un intervento di efficientamento energetico perché la pertinenza verosimilmente non ha l'impianto di riscaldamento. Cosa sono le pertinenze? Vabbè, anche qui c'è un riferimento in una PAC del Ministero dell'Economia e Finanze che riprende un po' l'aspetto tributario catastale che fa riferimento alle categorie C2, C6 e C7. E vabbè, qua possiamo andare avanti, insomma, chi può, normalmente il proprietario è il soggetto che accede al superbonus, ma in realtà potrebbe accedere anche il detentore dell'immobile, purché detenga l'immobile in base a un contratto regolarmente registrato, e anche eventuali familiari del proprietario o del detentore. Perché questo? Perché in realtà c'è un limite di 2 unità immobiliari per beneficiario, cioè io non posso godere del superbonus per più di 2 unità immobiliari, a meno che
non si tratti di parti comuni di un condominio. Il limite non vale per gli interventi antisismici, ma per quelli di efficientamento energetico sì. E poi comunque sono esclusi, questo va sottolineato, tutti i titolari di reddito d'impresa, a meno che, come si diceva prima, non si tratti di un'unità immobiliare inserita in un condominio, per cui possono rientrare anche questi soggetti per gli interventi sulle parti comuni. Come dicevo prima, adesso entriamo nel vivo della parte tecnica. Il requisito fondamentale energetico da rispettare è quello che ci sia un miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Ci sono delle eccezioni, una è che l'edificio parta dalla classe A3 e quindi chiaramente non può che andare in A4, visto che poi la scala finisce con la A4, oppure un'altra delle indicazioni nuove introdotte dalla legge finanziaria è che se stiamo parlando di edifici collabenti che magari non possono essere dotati di APE perché manca una parete, una copertura, insomma qualche elemento costruttivo, allora è possibile accedere al superbonus senza determinare il miglioramento delle 2 classi, purché il risultato sia una classe A di quelle possibili, quindi almeno A1. È chiaro che se è un edificio collabente poi faccio una ristrutturazione importante di primo livello, magari con demolizione e ricostruzione, a quel punto sono più restrittivi i requisiti di legge con la quota rinnovabili, eccetera, e quindi il requisito si ottiene anche abbastanza agevolmente, a mio avviso. Come dimostro il rispetto dei requisiti? Lo dimostro con 2 APE, uno che rappresenta lo stato di fatto e un altro attestato di prestazione energetica che simula e che rappresenta poi a fine lavori gli interventi effettuati, quindi la differenza insomma tra quello pre e quello post intervento mi dà il passaggio di 2 classi. Attenzione che questi APE non necessariamente devono essere rilasciati da un tecnico certificatore abilitato e non devono essere necessariamente depositati presso i registri regionali, quindi normalmente questi 2 APE li farà il progettista che si occupa delle verifiche energetiche. Poi potrebbe essere, anzi in quasi tutti i casi avremo anche l'obbligo di depositare l'APE finale con lo stato finale raggiunto dagli interventi. Attenzione però che questi APE potrebbero essere diversi, anche quello post intervento potrebbe essere diverso da quello depositato e quindi questi sono detti APE convenzionali proprio perché per alcuni aspetti fuoriescono dalle linee guida nazionali per la certificazione energetica, non per le modalità di calcolo e di definizione della classe energetica, piuttosto per come viene considerato l'edificio e per chi è il soggetto che può rilasciare l'APE. Per farvi un esempio, se io sto facendo l'APE di un condominio, l'APE convenzionale sarà un'APE di tutto il condominio, mentre gli APE finali da depositare saranno singolarmente redatti per ogni unità immobiliare. Quindi, oppure un altro caso è che i miei lavori di efficientamento energetico prevedono un'installazione, per esempio, di un impianto di condizionamento o di ventilazione meccanica che prima non c'era, e questo impianto, siccome aggiunge un servizio energetico all'APE, dovrebbe essere escluso nell'APE finale in modo da garantire un confronto coerente con gli stessi servizi energetici tra inizio e fine lavori. Oltre al miglioramento di 2 classi, poi ci sono da rispettare tutti i requisiti di legge, chiaramente, il DM 26 giugno 2015, e anche i requisiti specifici del nuovo decreto Ecobonus, quello del 6 agosto 2020. Oltre ai limiti energetici e i requisiti tecnici, esistono dei precisi limiti di spesa, quindi sia dei massimali generali, che sono un po' rappresentati e riassunti in queste tabelle, sia dei limiti ai costi specifici, quindi per esempio per l'intervento trainante di isolamento termico ho un massimale di 50.000 euro se siamo nelle condizioni di operare su edifici unifamiliari, altrimenti
ho un massimale un po' più basso, ma che va moltiplicato per le unità immobiliari. Questo per gli interventi trainanti. Per gli interventi trainati si recuperano anche i massimali dell'ecobonus, oltre che le definizioni generali, e poi ci sono degli interventi specifici per il fotovoltaico, per gli accumuli e per l'installazione delle colonnine elettriche con nuovi importi introdotti a fine anno. Attenzione, aggiungo che potrebbe essere che qualche nostra ristrutturazione che accede al super bonus ha anche l'obbligo delle fonti rinnovabili, quindi sono di fatto nel campo, se il mio intervento è un intervento di demolizione e ricostruzione, ho l'obbligo delle rinnovabili e in quel caso l'incentivo si applica solo alla quota rinnovabile che eccede i limiti di legge, per cui questi massimali poi potrebbero non essere l'unico vincolo che abbiamo, ecco, rispetto all'applicazione delle requisiti dell'intervento. E come dicevo, oltre ai massimali generali in cui rientra tutto, rientra l'IVA, rientrano le spese tecniche, eccetera, ci sono anche dei costi massimi da rispettare per ogni tipologia di intervento, e questi devono essere verificati e asseverati dal professionista che assevera anche il rispetto dei requisiti tecnici. Quindi deve essere asseverata la congruità delle spese rispetto al massimale, che va calcolato di volta in volta per ogni tipologia di intervento sulla base di cosa? Sulla base dei preziari regionali o provinciali delle regioni di competenza. Se però in questo preziario non troviamo la voce che ci interessa, o la voce che troviamo non è aderente completamente a quello che è l'intervento previsto, allora possiamo avvalerci in prima battuta della guida edita da DEI, oppure se neanche qui si trova la voce analoga al nostro intervento, possiamo fare un calcolo dei prezzi, un'analisi dei prezzi per determinare il prezzo massimo di riferimento per quel tipo di intervento. Ultima alternativa è quella di avvalersi dell'allegato I del decreto Ecobonus, che però per certe voci è un po' restrittivo, per cui nulla vieta che l'analisi prezzi superi il massimale del decreto Ecobonus, quindi bisogna di volta in volta capire se è sufficiente, insomma, asseverare le spese sull'allegato I, oppure se l'allegato I non è sufficiente perché la spesa include per esempio alcune lavorazioni particolari che hanno bisogno di un'analisi prezzi dedicata. Se supero i massimali calcolati con queste analisi, è chiaro che quello che esula, che sorpassa il limite massimo, non può essere portato in detrazione. Questo è l'allegato I di cui parlavo prima, ma immagino lo conosciate tutti. Per esempio c'è un importo di 150 euro a metro quadro per l'isolamento a cappotto delle pareti perimetrali. Questo è un costo che non include l'IVA, non include le spese tecniche e non include neanche le opere complementari, per cui anche qui non è facile dire se basta o non basta. Diciamo che escludendo un po' tutte queste cose, il valore potrebbe essere congruo e potrebbe essere utilizzato senza problemi. Se andiamo su altre tipologie di intervento, il valore magari potrebbe risultare un po' troppo stretto. Quindi, come dicevo, abbiamo una serie di requisiti da rispettare, e il rispetto dei requisiti e anche delle spese deve essere asseverato da un tecnico abilitato. Questo tecnico abilitato produrrà questa asseverazione, e per produrre questa asseverazione dovrà anche attivare una copertura assicurativa adeguata per eventuali, insomma, errori che dovessero essere presenti nel documento, perché di fatto si assume tutta la responsabilità tecnica dell'intervento nei confronti dell'accesso al superbonus. Chiaramente per la parte antisismica il tecnico abilitato sarà necessariamente un ingegnere strutturale, sì, iscritto all'ordine, eccetera. E poi, se si vuole gestire il credito attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessaria anche una validazione fiscale
quindi un visto di conformità che viene rilasciato da una serie di soggetti, commercialisti, CAF, eccetera, che è propedeutico poi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto intervento e della volontà di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura. Quindi un ulteriore passaggio che di fatto valida la completezza della documentazione dal punto di vista amministrativo. Sì, come dicevo, insomma, io posso il mio credito gestirlo in 3 modi diversi e qui vediamo questo schema che forse fa un quadro un po' più chiaro di quello che possiamo fare. Il requisito di partenza è che il nostro beneficiario possieda un reddito, non è necessario che possegga capienza fiscale, ma deve avere un reddito. Se ha un reddito può attivare insomma, il superbonus e per ognuno degli interventi previsti, trainanti o trainati, insomma, secondo quella divisione che abbiamo visto prima, o eventualmente dividendo l'intervento in stati di avanzamento lavori successivi, per ognuna di queste fasi il nostro beneficiario può decidere come operare, quindi può decidere se detrarre direttamente l'intervento, se ha il capitale disponibile e se ha la capienza IRPEF, può pagarsi l'intervento e poi optare per una delle due opzioni, sconto in fattura, cessione del credito, ma la cosa positiva del superbonus è che tutto questo è possibile anche senza un capitale iniziale disponibile, perché lo sconto in fattura prevede di azzerare di fatto il costo delle opere cedendo direttamente il credito di fatto al fornitore e installatore, oppure posso cedere il credito a fine lavori a una banca, per esempio, che nel frattempo mi avrà attivato un finanziamento per sostenere le spese, che poi è il finanziamento che verrà chiuso alla fine con l'acquisto del credito da parte della banca. Quindi questa flessibilità indicata in questa diapositiva è uno dei punti di forza del superbonus rispetto alle detrazioni precedenti, perché consente di avviare tutta una serie di interventi che prima non era possibile fare. Dal punto di vista poi operativo, come dicevo, per ogni SAL o alla fine dei lavori è necessario produrre le asseverazioni tecniche che vanno trasmesse all'Enea, l'Enea rilascia una ricevuta, dopodiché posso sottoporre la documentazione al visto di conformità e comunicare all'Agenzia delle Entrate la mia scelta dal punto di vista della gestione del credito. Questa comunicazione va fatta entro il 16 marzo dell'anno successivo a quelle delle spese. Per quest'anno l'hanno già prorogato, è notizia di questi giorni, al 30 marzo. Ecco, io per concludere farei un breve riepilogo. Come abbiamo visto, insomma, il processo è abbastanza articolato e anche interdisciplinare, no? E quindi farei un piccolo, veloce riepilogo di quelle che sono le verifiche che devono essere fatte per avviare tutto il processo, perché noi non possiamo permetterci di arrivare alla fine dei lavori e scoprire che qualcosa è andato storto, no? Perché chiaramente noi dobbiamo garantire fin dal progetto che gli interventi saranno conformi ai requisiti del superbonus e che le spese saranno congrue rispetto ai massimali. Questo è l'obiettivo. Per cui il progettista che si preoccupa poi di coordinare l'aspetto superbonus e che probabilmente sarà quello che farà le asseverazioni, deve fare una serie di verifiche. Innanzitutto i requisiti soggettivi che abbiamo visto prima sui beneficiari, sul tipo di edificio, cioè se il tipo di edificio rientra in quelli previsti dal superbonus per l'aliquota 110%, altrimenti uno può avvalersi magari o combinare altri tipi di detrazioni. C'è il grande tema della conformità edilizia, perché per accedere al superbonus non devono esserci difformità no, dello stato legittimo dell'immobile, per cui sui condomini, se gli interventi riguardano solo le parti comuni, è sufficiente verificare la conformità delle parti comuni, ma in generale, insomma, devo stare attento un po' al fatto che l'immobile sia correttamente, che sia costruito, insomma, secondo le regole edilizie vigenti, ma vigenti anche al tempo degli eventuali abusi, chiamiamoli così. Deve esserci per la parte energetica un impianto di riscaldamento, come abbiamo detto prima,
e deve essere fattibile almeno un intervento trainante. Poi si vanno a scegliere gli ulteriori possibili interventi, anche fuori detrazione, per costruire insomma l'intervento generale, e su questo insieme di opzioni vado a verificare il miglioramento di due classi energetiche. Se sono in un condominio, a tutto questo devo aggiungere anche i passaggi in assemblea, le approvazioni e la gestione proprio degli interventi, del processo nell'ambito condominiale, che sia sì, assemblea se c'è un amministratore, oppure analogamente con i condomini se non c'è l'amministratore in via diretta. E, come si diceva prima, c'è la verifica delle spese. Quando ho capito insomma quanto mi costano gli interventi e quanto può spendere, vuole spendere, può assorbire il mio committente, devo anche farmi un piano su come gestire le detrazioni, se è necessario o è opportuno attivare degli stati di avanzamento lavori, anche in funzione di quella che può essere la disponibilità della banca a acquistare il credito, a fare un prestito, eccetera, eccetera. Ultimo passaggio, devo individuare tutti i professionisti che mi servono per portare avanti il progetto, che ognuno insomma poi opererà probabilmente nell'ambito delle sue competenze, soprattutto il certificatore energetico se alla fine devo produrre l'APE finale, il progettista strutturale se c'è la parte di superbonus, ed eventualmente il soggetto deputato al visto di conformità. Dal punto di vista progettuale, chiaramente, l'abbiamo già detto, devo definire bene gli interventi, ma devo anche capire come questi interventi si collocano all'interno di quelli che sono oggi le definizioni energetiche, quindi se sono in una ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello, se sono in un intervento di riqualificazione energetica, eccetera, perché a seconda del tipo di intervento vado a inserirmi in una serie di verifiche di tipo diverso previste dal DM 26 giugno 2015. E boh, vabbè, poi queste sono cose insomma che abbiamo già detto, quindi non vorrei rubare più tempo di quello che mi è stato assegnato. Chiudo con la fine del processo, no? Quindi anche qui abbiamo già detto, insomma, devo avere un momento in cui viene definita la fine lavori o la fine dello stato di avanzamento lavori, quindi dovrò rilasciare innanzitutto l'asseverazione già prevista dalla norma vigente, quindi ricordiamoci che il direttore lavori deve asseverare la conformità delle opere al progetto con espressa indicazione che le opere sono conformi anche alla relazione tecnica ex legge 10 e deve sottoscrivere la QE. Quindi questo insomma è un ulteriore passaggio, anche se è analogo a quello all'asseverazione, poi cioè, si sormonta, diciamo così, all'asseverazione del superbonus. Il direttore lavori dovrà avere a disposizione, secondo me, ma non solo secondo me, insomma, in generale, tutta una serie di documentazioni tecniche e certificati che supportino, no, la sua asseverazione, non ultima la eventuale dichiarazione ambientale che attesti il rispetto dei criteri ambientali minimi. Quindi si arriva alle asseverazioni, agli APE convenzionali, che sono quelli da depositare. Chiaro che se io ho fatto delle varianti in corso d'opera, l'APE post operam che avevo rilasciato all'inizio deve essere aggiornato e deve essere mantenuto il beneficio delle due classi energetiche, e poi l'APE finale eventualmente redatto da un certificatore e depositato presso i catastri regionali. A questo punto trasmetto tutto all'Enea e mi avvio alla chiusura del processo, oltre che alla chiusura del mio intervento di oggi. Vi lascio un elenco dei principali decreti a cui ho fatto riferimento, a cui insomma va fatto riferimento nel caso di chi volesse approfondire anche gli aspetti insomma, di dettaglio, e poi anche un elenco di documenti utili che oggi riportano tutta una serie di delucidazioni, FAQ e precisazioni da parte di enti di vario tipo. Grazie di avermi ascoltato. Allora Fabio, ho raccolto le domande che sono arrivate, come sempre nei casi in cui facciamo webinar sul superbonus sono moltissime. Ne giro solo alcune e lasciamo poi spazio agli Intel Focus che in qualche maniera forse daranno anche risposta ad alcune di queste,
e poi completeremo o cercheremo di dare risposta quanto più possibile. Dubito a tutti vista la marea di domande, ma cercheremo il più possibile, raggruppando per argomenti, di rispondere al termine anche degli altri interventi. E allora, alcuni semplici, o spero semplici, chiarimenti. Se in un intervento di riqualificazione condominiale uno dei proprietari, uno dei condomini è privo di reddito, ci chiede un partecipante, cosa succede? L'intero condominio può accedere comunque al superbonus? Può accedere, fatta eccezione per quel condomino, e quindi lì probabilmente bisognerà in assemblea determinare che le spese vengono suddivise tra gli altri condomini, escluso il condomino che non può accedere alle detrazioni. Mentre ci scrive un altro partecipante, una persona priva di reddito ma percettore di pensione può accedere al superbonus? Sì, sì, la pensione è un reddito. Anche la proprietà stessa dell'edificio è considerato reddito. Quindi non è necessario che uno sia occupato, deve avere un reddito. Diciamo che l'unico caso, insomma, che mi viene in mente è una persona disoccupata in affitto in un immobile. È l'unico caso che rimane escluso. Oppure un'eventuale persona che ha residenza all'estero, un immobile in Italia, insomma, casi particolari, ecco, dal punto di vista del reddito. E nel caso invece di un'unità collabente, non ci sarà un impianto, ci scrive un partecipante. Si può comunque accedere al superbonus? Solo per la parte di sisma bonus. Quindi non, diciamo, anche la parte che riguarda il superbonus relativo alla coibentazione e al resto. E Scusa che ti interrompo, il sì, rifacimento dell'elemento costruttivo per il sisma bonus, se comprende l'isolamento, nel limite massimo delle spese ammesse, 96.000 euro, può essere comunque portato in detrazione. e riguardo sempre l'isolamento interno, quindi non parliamo di cappotto all'esterno, ma di isolamento dall'interno, rientra nel superbonus al 110%? In un condominio solo come intervento trainato e non come intervento trainante, perché nel caso di condominio si fa sempre riferimento alle parti comuni per l'accesso al superbonus. In generale sì, però bisogna tenere presente che le trasmittanze limite introdotte dal decreto ecobonus sono abbastanza restrittive e a differenza della norma vigente non prevedono deroghe per l'isolamento interno, per cui il grosso problema dell'isolamento interno è che comunque deve operare con spessori di isolante importanti che non sono sempre compatibili, insomma, con l'intervento. Una domanda invece sull'asseverazione. Un professionista ci chiede: l'asseveratore deve essere sempre unico, è responsabile di tutto? Non esiste la possibilità di far asseverare a più tecnici, ognuno per il proprio campo di competenza? No, che io sappia no. Infatti è un problema abbastanza dibattuto in questi periodi, anche in altri webinar, il tema delle competenze, perché l'asseverazione è fatta da un tecnico abilitato e siccome l'asseverazione comprende diverse questioni, esce anche il problema di cosa vuol dire tecnico abilitato. In realtà c'è la definizione lascia intendere che il tecnico abilitato è quello abilitato alla progettazione di edifici e impianti, il che escluderebbe alcuni professionisti dalla possibilità proprio di asseverare. È un tema delicato su cui anch'io sto aspettando una risposta, una interpretazione, insomma, una delucidazione. Bene, grazie Fabio, e direi passiamo al prossimo intervento. Mi riservo magari di chiamarti in causa se abbiamo necessità di ulteriori chiarimenti anche dopo ognuno dei focus che faremo, e assegno la condivisione dello schermo a Irene Piva di Repac, che ci parlerà di quello che è invece il tema della coibentazione e in particolare dell'eliminazione dei ponti termici, soprattutto di quelli che riguardano il foro finestra. Buon pomeriggio a tutti intanto e grazie anche da parte mia per essere presenti a questo webinar. Io sono Irene Piva e da oltre 10 anni mi occupo dell'ufficio commerciale di Repac.
La nostra azienda si trova in provincia di Padova, abbiamo uno stabilimento produttivo di 7.000 metri quadrati, siamo attivi dal 2000 e siamo specializzati nella lavorazione del polistirene espanso in più mercati, l'imballaggio, l'edilizia per l'isolamento termico e il mondo del benessere. Il nostro mercato di riferimento sono da sempre le imprese edili, gli studi tecnici, quindi professionisti come voi, i serramentisti tramite i quali veicoliamo il sistema Shutterbox, oltre al ramo dell'industria che serviamo con il sistema di imballaggio personalizzato. Quello che è un po' il nostro motto è stato quello di scegliere di fare la differenza. In questi anni abbiamo scelto di abbandonare la produzione in serie per dedicarci a quella che possa essere una produzione invece fatta su misura. Questo perché abbiamo visto che sicuramente il mercato oggi offre nel campo dell'edilizia molte soluzioni per andare a coibentare gli edifici anche con ottime prestazioni termiche. Però il nostro cliente tipo è l'impresa edile che opera nell'edilizia a 360 gradi e noi abbiamo optato per una scelta che è stata quella di trovare delle soluzioni atte a limitare i tempi di posa in opera e a facilitare quindi l'installazione. Noi cerchiamo di parlare quindi di sistemi che sposano un po' quella che è la tendenza oggi dell'edilizia, che sta andando sempre di più verso la prefabbricazione, proprio per offrire delle soluzioni customizzate che una volta nel momento in cui l'operatore si trova a dover effettuare l'installazione gli rendano la vita più facile, che quindi le aspettative e i risultati attesi siano comunque garantiti con una cosa semplice. Quindi che cosa facciamo? Nello specifico dal 2000 abbiamo rilevato questa piccola attività dedicata alla produzione di imballaggi in polistirolo, però la giovane direzione si è subito chiesta che cos'altro si potesse fare con questo materiale che si presta a più impieghi e quindi investendo nell'acquisizione di nuovi macchinari e specializzandoci nelle tecniche di lavorazione, già dal 2002 ci siamo inseriti all'interno del mercato dell'edilizia, quindi offrendo una vasta scelta per quello che riguarda l'isolamento termico e acustico. Oggi all'interno del nostro catalogo potete trovare ampia scelta per quello che riguarda i sistemi tetto. Abbiamo ideato delle soluzioni atte alla realizzazione di coperture ventilate, alla posa di tegole o coppi, quindi pannelli presagomati, e anche sistemi autoportanti. I nostri pacchetti sono studiati per coprire fino a 3 metri quadrati di superficie con un'unica posa e possono essere accoppiati anche con altri materiali. Il vantaggio dell'EPS sicuramente è che si tratta di un materiale con ottime prestazioni termiche, soprattutto nella fase invernale. Essendo un materiale leggero, durante l'estate, se lo utilizziamo da solo su un tetto in legno, non è sufficiente a garantire quelle prestazioni e quello sfasamento termico di cui abbiamo bisogno su una copertura leggera. In questo caso vi presento una soluzione che abbiamo ideato proprio per le coperture in legno, che è il sistema IREC Greywood, il quale permette di isolare termicamente e acusticamente il tetto in legno anche con sottotetto abitato, con un pacchetto a doppia massa, quindi abbiniamo il nostro EPS additivato con grafite, quindi con le migliorate prestazioni termiche, alla fibra di legno. Non ci sarà quindi più bisogno di installare due materiali diversi con doppia barriera a vapore, ma con un pacchetto unico andiamo a soddisfare i bisogni della copertura in legno, già dotando anche il pannello di camera di ventilazione. Quindi questo è un sistema che con un'unica posa permette di portare a normativa anche il tetto in legno. Repac si è inoltre specializzata nella realizzazione su misura di elementi prefabbricati alleggeriti. Parlo di quelle cornici di abbellimento della facciata che una volta erano realizzate con il classico getto in calcestruzzo piuttosto che con fregi in marmo o in gesso, che non avevano nessuna attenzione ai pesi che si andavano ad apportare all'edificio esistente e ovviamente senza nessuna attenzione all'eliminazione dei conti termici. Con le nostre cornici prefabbricate andiamo ad eliminare il ponte termico del sottogronda, quindi questo è un elemento che può essere applicato in abbinamento al cappotto. Si vanno a realizzare degli elementi su disegno, quindi si possono riprendere anche profili di edifici storici esistenti, rilevando un disegno e producendolo in AutoCAD,
viene realizzata qualsiasi forma senza limiti di dimensione né di misura. Realizziamo anche lo stampo eventualmente per il getto in calcestruzzo, ad esempio scale elicoidali, colonne, balconi. Questi sono alcuni esempi delle nostre cornici, quindi vedete che la prefabbricazione permette di realizzare già anche gli elementi alveolari, quindi anche pezzi speciali, elementi inclinati, quindi per andare a intervenire sui timpani, e se possibile, quindi se abbiamo un caso di edificio dove viene costruito un nuovo tetto oppure una nuova costruzione, andiamo ad integrare l'elemento cornice all'interno della copertura, quindi realizzandolo quindi con la stessa pendenza del tetto e andando a gettare una cappa da 5-6 cm che andrà ad inserirsi all'interno della nostra sagoma. Quindi facciamo diventare l'elemento di isolamento del sottogronda una parte unica insieme al pacchetto di copertura. Noi consigliamo di proseguire con le cornici per correttamente eliminare il ponte termico anche nei timpani, quindi si realizzano i pezzi speciali, quindi gli elementi di raccordo tra la cornice di falda e quella del timpano, e si può proseguire con un elemento più semplice anche nelle parti inclinate della copertura. Abbiamo poi una nostra fetta di mercato che riguarda le produzioni dedicate al design delle spa sia in ambiente pubblico che in ambiente privato. Con il nostro materiale realizziamo vasche idromassaggio, sempre su progetto di architetti, da rivestire con qualsiasi tipo di finitura. Chiaramente una struttura realizzata con il materiale EPS, quindi isolata, rimane a temperatura sia che abbiamo una vasca, sia che abbiamo ad esempio un bagno turco, molto più a lungo rispetto ad una struttura in muratura. Quindi anche qui c'è una grossa attenzione alla prefabbricazione e alla coibentazione di questi elementi che vanno all'interno delle spa, che sono per loro natura delle strutture altamente energivore. L'obiettivo di REPAC è quello di trovare delle soluzioni alle varie problematiche che si presentano a chi progetta e a chi costruisce edifici a basso consumo energetico. E sicuramente il ponte termico del foro finestra rappresenta un punto altamente disperdente del nostro involucro edilizio, dove abbiamo un'importante discontinuità costruttiva e di isolamento che determina grandi dispersioni se non correttamente gestito. Perciò anche in questo campo REPAC ha voluto trovare un modo per andare a gestire correttamente questo nodo critico, quindi andare ad ottimizzare la coibentazione all'interno del foro finestra, garantendo quindi il risparmio energetico degli edifici, ma non abbandonando quello che è il nostro obiettivo primario, quindi trovare una soluzione innovativa per l'installatore. Da tutte queste considerazioni è nata l'idea del nostro monoblocco Shutterbox, che ci ha permesso di ottenere anche un brevetto per invenzione industriale e che si tratta di un sistema preassemblato, il che significa che viene consegnato in cantiere già montato, quindi non ci sono oneri per l'impresa di dover assemblare le varie parti perché ce ne occupiamo noi. Questo sistema garantisce una facile posa del sistema di oscuramento, facilita la posa in opera dei serramenti in quanto all'interno del monoblocco è già contenuto il controtelaio su misura per la posa di qualsiasi tipo di serramento, quindi ipoteticamente il serramentista da un disegno esecutivo del nostro monoblocco potrebbe già avviare la produzione del suo serramento, quindi andiamo ad accelerare anche i tempi di produzione del serramento stesso, riducendo i tempi di lavorazione in cantiere, perché se noi stiamo costruendo un nuovo edificio o vogliamo approfittare di questi bonus per riqualificare edifici esistenti, il foro finestra va comunque gestito. Possiamo farlo in maniera tradizionale, quindi andare a girare diciamo, la spalletta del cappotto all'interno dell'imbotte, installare le guide per l'avvolgibile, andremo a posizionare un isolante in pendenza per la posa del marmo, acquisteremo un cassonetto isolato e andremo a montarlo sulla nostra parete. Tutte operazioni manuali che richiedono ore e ore di lavoro in cantiere, che quindi hanno comunque dei costi, senza magari avere un'effettiva garanzia sui risultati poi ottenuti. Oppure si può scegliere un sistema monoblocco prefabbricato, quindi appunto andiamo a sposare la prefabbricazione, quindi il prefinito,
con un elemento che viene progettato su misura in base al tipo di parete, al tipo di sistema di oscuramento e al tipo di serramento che il cliente sceglierà di installare. Non ci sono limiti nella produzione, neanche per quanto riguarda i sistemi oscuranti. Il nostro Shutterbox si sposa con qualsiasi tipo di oscuramento, quindi dalla più tradizionale tapparella, dove abbiamo la possibilità di intervenire con questo che è il modello ad ispezione esterna, quello consigliato con migliori prestazioni termiche, ispezione interna, il modello per frangisole o tenda oscurante, dato che oggi si stanno diffondendo sempre di più anche questi sistemi nuovi che permettono di coprire anche luci importanti, e il sistema a 4 lati dove andiamo ad isolare i fori senza oscurante o fuori dove serve la predisposizione per il cardine dell'oscuro. Il primo modello che vediamo insieme è proprio lo Shutterbox per l'avvolgibile con ispezione dall'esterno. Dall'esterno significa che all'interno dell'abitazione io mi troverò un cassonetto completamente intonacabile e il nostro cliente si dimenticherà di avere un cassonetto per la tapparella, perché le eventuali manutenzioni vengono fatte tramite ispezione dall'esterno. Quindi non abbiamo nessuna comunicazione tra il vano di avvolgimento della tapparella e l'interno della casa, quindi nessun passaggio d'aria né di rumore. Il monoblocco viene realizzato in base allo spessore muro finito, compreso eventuale cappotto. Il cappotto andrà in battuta dietro alla nostra spalla. La spalla è completamente strutturale, autoportante, quindi abbiamo una tavola unica senza separazioni tra cassonetto e spalla. Questa strutturalità offre una possibilità unica che è quella dell'eventuale posa del monoblocco fatta direttamente dal serramentista, il quale dovrebbe essere il garante dell'intero foro finestra. È chiaro che se viene affidata l'isolamento del foro finestra ad un'impresa edile o a qualche squadra esterna, il serramentista si trova sempre ad intervenire in un secondo momento, quindi è difficile che possa gestire tutto lui. Con Shutterbox, non necessitando di malta e zanche per la posa del monoblocco, poi vediamo velocemente come viene installato, può gestire direttamente la posa anche il serramentista. Come finitura della spalla, per migliorare ancora di più la velocità di posa, forniamo già la rasatura inglobata all'interno della spalla, con un paraspigolo esterno che andrà a collegarsi con la rete del cappotto o con un profilo porta intonaco se la finitura è intonaco. Teniamo molto alla presenza del sottobancale, in quanto il marmo è un elemento che tende a portare dentro ovviamente molto freddo, quindi realizziamo questa vasca con pendenza integrata che ci permette di posare il marmo con taglio termico interno. Ispezione interna nel caso di alzanti scorrevoli, quindi con telai molto profondi dove non ho la possibilità di costruire un celino esterno. Interveniamo con questo tappo con forma comunque a cuneo, quindi con questa battuta che ci permette di limitare al minimo il passaggio d'aria e di rumore. Quindi dove possiamo facciamo ispezione esterna, se lo spessore muro non ci garantisce l'opportunità di effettuare l'ispezione da fuori, effettuiamo l'ispezione dall'interno. Passiamo alla versione di Shutterbox per frangisole o tenda oscurante. In questo caso il cassonetto superiore avrà un'altezza variabile in base al tipo di oscurante scelto. Chiaramente il frangisole ha un ingombro più importante, soprattutto nelle vetrate, quindi andremo a regolarci in base a quanto spazio abbiamo all'altezza del solaio. La guida in questo caso viene sagomata in base proprio alle specifiche del serramentista per ospitare la guida di scorrimento vera e propria del sistema oscurante scelto, e sempre consigliamo la presenza del sottobancale. L'ultimo modello ha i 4 lati che isolerà i fori dove c'è solo la finestra o i fori dove è presente la persiana. Tenete conto che questo diventa molto utile se dobbiamo effettuare un isolamento del foro finestra ed esternamente magari ho 10-15 cm di cappotto, quindi materiale leggero, e non so mai dove andare a fissare i cardini per l'oscuro o per la persiana, che chiamiamo diversamente a seconda delle zone. All'interno di Shutterbox noi andiamo ad annegare uno strutturale in legno con un'altissima resistenza allo strappo che permette di fissare i cardini in qualsiasi punto. Questo risolve proprio la problematica di dover applicare quelle strutture a tappo che hanno un costo anche molto importante nell'eventualità che abbiamo il cappotto esterno, quindi abbiamo un controtelaio isolato
e un supporto molto sicuro per la posa dei nostri cardini. Qui vedete un esempio di come viene montato poi dal serramentista il cardine all'interno del nostro strutturale che viene posizionato alla distanza richiesta dal filo muro esterno. Il serramento potrà essere posizionato a seconda dei bisogni a filo muro interno, quindi con la possibilità di aprire interamente la vetrata, oppure a centroforo in luce, a seconda proprio delle esigenze progettuali. In entrambi i casi, come vedete, l'isolamento della nostra spalla copre l'intero spessore della parete. Il cappotto va in battuta dietro, viene spostato semplicemente decentrato il taglio termico relativo controtelaio. Per quanto riguarda la ristrutturazione, dato che oggi ci sono molti interventi anche su condomini, si verifica spesso la presenza di una veletta esterna in cemento o in mattoni che magari non viene abbattuta. Sarebbe più corretto rimuoverla, però possiamo intervenire anche con questi cassonetti per la ristrutturazione che vanno in appoggio alla veletta esistente. Quindi con un intervento non molto invasivo miglioriamo di molto l'esistente, quindi togliamo quel brutto cassonetto in legno che porta dentro aria, rumore, ovviamente che c'è in tantissimi edifici condominiali degli anni 50-70, e andiamo a riqualificare il cassonetto con un elemento isolato totalmente intonacabile. Quindi anche se magari per esigenze dimensionali l'elemento sporgerà di qualche centimetro dal filo muro interno, abbiamo comunque migliorato di molto la situazione sia dal punto di vista termico che dal punto di vista estetico. I particolari che fanno la differenza su altre tipologie di monoblocchi sono sicuramente la presenza del coperchio integrato nella spalla. Integriamo anche degli elementi strutturali per ridurre le flessioni della spalla in modo che nel tempo non ci siano variazioni della strutturalità. Usiamo un EPS idrorepellente ad alta densità. Partendo dal blocco pieno e non assemblando nulla ma facendo tutto su misura, non ci sono elementi metallici che tengano uniti queste parti, quindi nessun ponte termico e un'alta resistenza alla compressione, quindi per la garanzia della tenuta del peso del marmo garantiamo fino a 20.000 kg su metro quadro di carico uniformemente distribuito. Il nostro Shutterbox è certificato per la parte termica con la Passive House. Abbiamo tutto un report per chi poi volesse approfondire relativo ai calcoli della PSI e dell'USB del nostro cassonetto. Abbiamo una garanzia di una temperatura superficiale di 15 gradi e 44 che ci dà la garanzia di essere sempre al di sopra delle temperature alle quali si possono formare muffe o condense. Per quanto invece riguarda la parte acustica, siamo certificati con il laboratorio Elcam Richert. La prova con l'avvolgibile alzato ci garantisce 43 decibel di abbattimento e 45 con il telo abbassato nella versione di Shutterbox Echo. In quella migliorata, quindi nella versione Silent, dove all'interno del cassonetto abbiamo uno schermo acustico speciale, arriviamo con l'avvolgibile abbassato a 46 decibel. Per chi di voi progetta nel pubblico, abbiamo quindi la possibilità di fornirvi un prodotto che soddisfi le richieste proprio per l'isolamento acustico negli edifici pubblici. Come vi dicevo, il punto di forza è un po' il sistema di posa, che avviene in semplici passaggi. Chiaramente la predisposizione sull'opera muraria è fondamentale. Se abbiamo un edificio esistente dovremo allargare il foro per non perdere centimetri di superficie illuminante. Se ho un edificio di nuova costruzione farò preparare un foro atto ad ospitare il manufatto. Nello specifico lo spessore delle spalle è di 9,5 cm, quindi dovrò tenere da un foro luce base di 1 metro per 1 metro 119 cm e 145 in altezza nella versione avvolgibili, quindi abbiamo 35 di cassonetto più 10 di sottobancale. Per il foro muro grezzo basta mantenere 1,5 cm di aria che ci servirà per isolare il giunto primario. Verifichiamo che il nostro foro sia perfettamente in bolla. Il monoblocco, come vi dicevo, viene consegnato già assemblato, lo allineiamo al filo muro interno, il quale poi andrà a sporgere di 8 cm se ho un isolamento a cappotto in facciata. Per quanto riguarda la posa in opera, disponiamo dei provvisori perni in legno prima di effettuare il fissaggio meccanico per evitare flessioni durante la fase di posa e andiamo a isolare termicamente il giunto primario
tramite l'impiego di schiuma poliuretanica, quindi isoliamo termicamente e acusticamente l'area che abbiamo lasciato tra le spalle e il cassonetto, sia da dentro che da fuori. Fissaggio meccanico tramite turboviti applicate alla parte del controtelaio e sigillatura interna per la tenuta all'aria con apposito nastro adesivo butilico, quindi a questo serve proprio per la garanzia della tenuta all'aria del foro finestra. Vi faccio vedere, ecco qui poi abbiamo l'esempio di come viene tamponata la parete che va in appoggio al nostro monoblocco e per ultimo viene poi posato il marmo. Vi faccio vedere ecco, delle foto, un paio di foto di cantiere con due sistemi costruttivi differenti. Questo è quello che viene eseguito nel caso di struttura in legno, dove abbiamo quindi non un intonaco interno, ma generalmente una controparete in cartongesso. Non potendoci fissare quindi sul blocco, andremo a posizionare un morale in legno che avrà lo stesso spessore della nostra controparete interna. Il fissaggio viene fatto allo stesso modo, quindi tramite l'applicazione di schiuma poliuretanica, turboviti fissate al nostro controtelaio e sigillatura con nastro esterno, con nastro interno. Non c'è problema se l'isolamento in facciata non è in EPS, quindi se il cappotto viene realizzato con un materiale diverso da quello con cui è composto il monoblocco, in questo caso hanno applicato un cappotto in fibra di legno, completamente compatibile con il nostro monoblocco, lana di roccia, sughero, materiali naturali, estruso, poliuretano, non c'è nessuna problematica di dilatazione. L'importante è collegare correttamente le finiture, quindi andare a sormontare almeno di 10 cm le reti e ovviamente andare a rasare tutto in maniera perfetta. Come vedete si possono coprire anche luci importanti, questa è l'interno sempre della stessa abitazione a Firenze con la vetrata del salotto e andiamo a gestire appunto anche luci con più di 2 o 3 metri di larghezza. Qui vediamo invece un edificio in muratura, siamo a Varese e il cantiere è stato di una nuova costruzione con cappotto esterno. Qui abbiamo le lastre in grafite che vanno a appoggiarsi quindi alla nostra spalla. Questi sono monoblocchi invece per frangisole con apposita sottoguida e sottobancale che poi andrà a filo della pavimentazione, quindi del massetto. Vi segnalo l'ultima peculiarità del sistema Shutterbox, che è quella di poter avere la VMC puntuale integrata all'interno del monoblocco. La macchina funziona con un scambiatore di calore, quindi che porta dentro aria fresca e asciutta e porta fuori l'aria calda e umida, recuperando però fino all'82% del calore espulso. Abbiamo un miglioramento della qualità dell'aria grazie alla presenza di appositi filtri. La macchina consuma molto poco, da 4 a 20 watt, e con una macchina si coprono 35 metri quadri per singolo dispositivo, quindi ne va messa generalmente una per ogni camera da letto e nella zona giorno. Massima semplicità di installazione perché la macchina viene proprio integrata all'interno del monoblocco. Possiamo regolare la ventilazione su 5 livelli. La rumorosità è quasi impercettibile e si adatta a qualsiasi tipo di arredamento. Questa macchina si sposa molto bene con le esigenze in fase di ristrutturazione dove non c'è posto per far passare le canalizzazioni e dove anche l'unità centrale occuperebbe di per sé comunque uno spazio che spesso non è possibile recuperare. Queste sono le 3 posizioni dove si può scegliere di inserire la VMC, quindi nella parte sotto del davanzale, nella parte sovrastante la finestra oppure in spalla nelle porte finestre. In definitiva, noi siamo arrivati a brevettare questo sistema dopo 20 anni di attività. Siamo nel campo dell'isolamento da sempre e ecco, non da oggi a domani non siamo riusciti a fare questo prodotto, ma ci abbiamo studiato tanto ed è un sistema che è stato proprio pensato per facilitare la posa in opera. Dalla vostra parte avete quindi un'azienda che è proprio specializzata nell'isolamento dell'intero involucro edilizio e l'obiettivo è quello insomma di fornire un prodotto rispondente al bisogno proprio del foro finestra. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio il contatto della nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti e i nostri riferimenti sul nostro sito trovate schede tecniche, video di posa
e ecco proprio anche cose reali che vi possono essere utili. Grazie mille per l'attenzione. Allora, grazie a Irene Piva. Premetto subito che Irene Piva non potrà rimanere con noi fino alla fine, per cui le giro adesso le domande Sì, che ho raccolto. Eventuali altre domande potrete poi porle direttamente via mail o via telefono anche direttamente ai recapiti che vedete in questa slide che riceverete al termine del webinar via mail. Allora, partiamo da alcune domande che sono arrivate. Innanzitutto sulle dimensioni. Che dimensioni massime può coprire il monoblocco, il sistema monoblocco, allora come non luce ci del foro sono. finestra, intendo? Sì, non ci sono dimensioni massime, nel senso che se esiste una finestra abbastanza grande, noi faremo un monoblocco che avrà la stessa dimensione della vetrata. È chiaro che se andiamo fuori di dimensioni caricabili con il monoblocco preassemblato, dovremo mandarlo disassemblato, quindi ci sono alcuni fori talmente grandi che ovviamente non riusciamo neanche a caricare montati sul camion, quindi quelli vengono consegnati smontati, però non c'è nessun limite, chiaramente ci saranno più tratte, il limite più che altro è il sistema di oscuramento, quindi sia Che è frangisole l'altra che domanda, tende. infatti, che ci Eh, pongono, il frangisole sì, ecco, diciamo che l'avvolgibile arriva a circa 3,5 metri, massimo 4 metri, farla grande, l'alluminio, coprono luci maggiori i frangisole e le tende, però se abbiamo tratte ancora più lunghe sarà necessario applicare un montante esterno, quindi fornire magari l'oscurante su 2 pezzi invece che uno, perché ci sono dei limiti dimensionali ovviamente per la tenuta al vento e tutto quello che riguarda le garanzie, insomma, quindi ci sono dei limiti. Il monoblocco di per sé non ha limiti. Un'altra domanda riguarda invece la possibilità di utilizzare balconi cosiddetti alla vicentina, quindi se il vostro sistema consente anche di avere degli scuretti, il sistema alla vicentina, se non erro, è quello che prevede che gli scuretti si ripiegano su se stessi e non escano dalla facciata e quindi con la Certo. necessità di avere dei fermi. Certo, nel caso degli scuri alla vicentina si allarga leggermente la spalla in modo tale che si possa ricavare viene sagomata la spalla diciamo con una forma L, in modo tale che una volta impacchettato lo scuretto lateralmente vada a scomparire del tutto. Sì, sì, il sistema di oscuramento noi adattiamo col monoblocco a qualsiasi sistema di oscuramento, scuri con telaio, con cardine, scuri alla vicentina, viene fatto un disegno, appunto noi non avendo standard di produzione realizziamo dei disegni esecutivi in base alle specifiche del serramentista e poi si parte con la produzione. Nel caso invece del monoblocco isolato su 4 lati, ci chiede un professionista, come si fa a ridurre al minimo le opere all'interno dell'unità immobiliare? Allora, premetto che l'impiego del monoblocco termico, nel caso in cui abbiamo un'abitazione esistente, implica la riduzione della superficie illuminante se non vogliamo allargare il foro. Chiaro che abbiamo degli spessori minimi, noi siamo anche certificati con la Passive House, quindi abbiamo delle tolleranze minime come isolamento e anche proprio come costruzione del monoblocco stesso. Se ci sono dei fori esistenti che mi permettono comunque di essere all'interno dei parametri della superficie illuminante da garantire, possiamo andare ad applicarlo direttamente sul foro esistente. È chiaro che che sarebbe meglio insomma, che le persone non fossero presenti durante i lavori, perché comunque stiamo parlando di opere murarie, quindi se ho bisogno invece di allargare il foro dovrò spaccare un po' il muro, quindi diventa invasivo come sistema. Le spalle misurano 9,5 cm, quindi va lasciato 11 cm per parte per incassare il monoblocco e poi la parte del cassonetto è variabile in base al tipo di oscurante. Però generalmente ecco, non si può usare il monoblocco negli interventi dove tolgo il serramento vecchio e metto quello nuovo, cioè non riusciamo, ecco, bisogna fare un intervento globale, in genere a braccetto col cappotto,
si fa, ecco, un intervento un po' sì, importante sull'intero foro finestra. Altra domanda sulle certificazioni acustiche. Sì. Ci chiede un partecipante quali certificazioni acustiche ha il monoblocco con cassonetto. Sì, allora come ci sarà riepilogato anche nelle slide, sono 45 decibel con l'avvolgibile abbassato nel monoblocco nella versione standard. Se c'è bisogno di raggiungere i 46 decibel, abbiamo la versione Silent dove viene inserito nel cassonetto un ulteriore schermo acustico che migliora ancora di più le prestazioni. Comunque ecco, rispetto anche ad altre soluzioni sono delle prestazioni ottime, insomma, ovviamente il serramento fa la sua parte, ma ecco, la garanzia è ottima. Allora, alcuni chiarimenti invece in tema di superbonus, casomai chiederemo a Fabio D'Andri di aiutarci, però innanzitutto l'attribuzione della spesa per il monoblocco va attribuita, ci chiedono, al sistema cappotto, quindi di coibentazione delle facciate, oppure rientra all'interno di quelle che sono le spese per i serramenti? Allora, da quello che siamo riusciti a concludere in queste settimane, mesi di approfondimento sul superbonus, dovrebbe rientrare, mi aiuti poi il collega del Friuli Venezia Giulia, nell'isolamento a cappotto. So che nei preziari ovviamente non è contemplata ancora una voce relativa al monoblocco perché ecco, soprattutto per quanto ci riguarda è un elemento che viene realizzato su misura, quindi non è che esiste un listino per questo prodotto perché si lavora in base a spessore muro, tipologia di serramento, tipologia di oscurante e dimensioni del foro architettonico, quindi ci sono tante variabili. Quello che vi posso dire sicuramente è che per quanto riguarda la nostra esperienza e i calcoli che abbiamo fatto, non si spende di più utilizzando il monoblocco rispetto a una gestione tradizionale. Quindi fra vuoto per pieno del cappotto, che sarebbe diciamo quello che viene conteggiato per la lavorazione all'interno della spalla, perché è ovvio che quando fanno un cappotto conteggiano fuori vuoto per pieno. Con il nostro Shutterbox la spalla è già isolata ed è già rasata, quindi all'interno dell'imbutte il pittore o il cappottista non deve fare nessun tipo di intervento. Quindi mettendo in conto tutte queste operazioni manuali si risparmia e si danno più garanzie con certificazioni con il sistema monoblocco. Allora, so che Irene Piva deve congedarsi da noi per altri impegni e gireremo magari qualche richiesta di chiarimento a Fabio D'Andri che rimarrà con noi fino alla fine e ringrazio ancora Irene e grazie a voi. Passiamo al prossimo intervento che è invece quello dell'ingegner Fabio Bovo di RRI che prego di collegarsi. Eccolo. Buongiorno a tutti. E a lui assegno la condivisione dello schermo. Bene, un attimo solo. Vediamo le slide e possiamo iniziare a parlare di impianti radianti a foglia, in questo caso, e sveleremo quindi il perché anche di quell'immagine che vediamo alle tue spalle. Tu puoi iniziare. Allora, oggi, buon pomeriggio a tutti. Oggi parleremo di impianti radianti a foglia, che di fatti sono una nuova categoria di sistema radiante. Io sono Fabio Bovo e mi occupo dell'assistenza tecnica, quindi il mio lavoro è quello di assistere il progettista generale, il termotecnico e l'installatore termoidraulico per l'installazione e progettazione del sistema radiante a foglia. Diciamo che prima di iniziare a parlare di questa tecnologia, di cui parleremo prima della tecnologia e poi della sua applicazione al 110, è opportuno parlare della categoria, perché la questione non è tanto soffitto pavimento, perché quella è un'applicazione successiva. E dobbiamo parlare se l'impianto è un monotubo spirale oppure se è un impianto a foglia. Per capirsi se l'impianto è il solito impianto con la chiocciola serpentina che gira, soffitto pavimento non sono altro che una fotocopia tra di loro, che si faceva già 43-45 anni fa, oppure se è una tecnologia diversa. Chiaro che faccio solo una metafora,
È chiaro che dire al proprio compagno, alla propria compagna, guarda, ti porto in vacanza ai Caraibi, dato che siamo in Veneto, arrivi all'aeroporto di Verona, solo che invece di prendere l'aereo ti fermi al lago di Garda. L'altro ti guarda con sospetto e gli dici, ma scusami, dovevamo andare ai Caraibi? Ma cara, è sempre acqua. È chiaro che sono simili, ok? È sempre acqua, però sono due cose estremamente diverse, ok? E questa semplice metafora per far capire come all'interno del radiante ci siano delle differenze sostanziali tra radiante e radiante. Imparando dalla natura vediamo che i sistemi ad alta efficienza sono quelli che hanno di fatti dei circolatori molto piccoli, hanno una distribuzione molto evoluta e hanno ridotto al massimo il loro contenuto di fluido. Vediamo adesso una termografia che mostra la differenza tra un sistema monotubo spirale, il solito monotubo, il solito impianto, tra virgolette, alla vecchia, come si fa ancora in alcuni punti d'Italia, e l'impianto a foglia che invece ha questa caratteristica di essere così uniformemente distribuito. Okay? Stesso gioco se lo spostiamo a soffitto, perché chiaramente anche a soffitto il gioco è sempre quello, ci sono delle aree morte che non possono essere riempite, perché c'è lo spazio dei pannelli per mettere le viti, tra pannello e pannello c'è lo spazio per passare i tubi, mentre con l'impianto a foglia è tutto perfettamente uniforme, quindi si riesce a raggiungere coperture che sono prossime al 100%. Oltre a questo, all'interno dell'area radiante c'è una superficie di scambio notevolmente superiore. Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto in 23 anni con l'impianto a foglia. In 23 anni di attività abbiamo fatto decine di migliaia di abitazioni in Italia. Abbiamo realizzato complessi residenziali, il più grande siamo intorno ai 26.000 metri quadri. Abbiamo realizzato uffici di eccellenze italiane che lavorano in Italia e all'estero, aziende che fatturano miliardi di fatturato. Abbiamo fatto i hotel a 5 stelle, 4-5 stelle, comunque di taglia diciamo medio-alta come comfort, e asili, scuole materne, ospedali. Abbiamo realizzato anche impianti geotermici, ok? Come abbiamo realizzato anche serre. E per chi di voi gli piace un ambiente molto molto caldo durante il periodo invernale, io ho personalmente avviato il bagno turco di Miss Italia. Quindi noi con l'impianto a foglia, ok? Possiamo portare casa vostra, quella dei vostri clienti, come quello di un bagno turco. E per chi adora il fresco estremo, abbiamo realizzato allo Zoo di Berlino la cella frigorifera dei pinguini. Diciamo che chi vuole fresco riusciamo ad accontentarlo. Okay? Andando nella fattispecie, quindi sveliamo come è realizzato l'impianto a foglia, è un pannello di tubazioni, come vedete c'è un tubo ogni centimetro, viene messo nel soffitto delle abitazioni, nel caso dell'atero cemento, e poi normalmente intonacato. Però ovviamente nel punto luce, con questo sistema che è estremamente flessibile ed eclettico, noi siamo in grado di poter allargare sul punto luce e prevedere tutti i faretti, cosa che è il solito tallone d'Achille di un sistema radiante. Andiamo a vedere anche sulle volte, come vedete si può chiaramente flettere ed adattare le superfici speciali, addirittura sul cartongesso esistente, puoi prendere e mettere l'impianto sul cartongesso, lo prendi addirittura col biadesivo e dopodiché lo prendi e lo vai a rasare. Quindi veramente con una tecnica di posa estremamente veloce. Questo è il classico caso del 110, dove si va praticamente a mettere un isolante nel soffitto, dopodiché si va a mettere, si lascia lo spazio per i tubi, si mette l'isolante, si passa all'impianto e dopodiché si va a mettere un rasante totale 40 mm. Ovviamente fare l'impianto in 40 mm dà un enorme vantaggio perché i soliti radianti a soffitto hanno bisogno dai 10 ai 15 cm di abbassamento, qui ne abbiamo solamente 4. Okay? C'è l'applicazione con le travi a vista, quindi puoi lasciare le travi e mettere l'impianto tra travo e travo. Questa è un'altra applicazione su misura. Difatti l'impianto a foglia è un po' come il vestito della sposa, cioè viene fuori perfetto. Okay? Si può fare anche su controsoffittatura in cartongesso, cioè senza l'utilizzo di rasanti e intonaci. Questa è un'altra applicazione. Il grande punto di forza dell'impianto a foglia è che ha comunque meno spazio,
Abbiamo evitato tutti i giunti in nesto, quindi non ci sono più allagamenti per casa e abbiamo, oltre a questo, abbiamo il vantaggio che abbiamo una copertura maggiore e quindi l'impianto lavora a temperature più basse. L'impianto si può fare chiaramente anche a parete, come l'impianto può essere fatto anche a pavimento, quindi è un impianto flessibile che può essere fatto a soffitto o a parete o a pavimento. La maggior parte delle applicazioni richieste sono a soffitto, ok? Anche perché la terra è tonda, è normale che il sole sia in alto, ok? Parliamo del riscaldamento invernale. Nel riscaldamento invernale è chiaro che il bonus è certamente un aspetto rilevante, ma dobbiamo rispettare le normative italiane, che dicono che la superficie non può superare 29 gradi superficiali. Significa, per capirsi, 30 gradi di mandata. Andando a confrontare le rese del monotubo spirale a 30 gradi di mandata, a passo 10, abbiamo le certificazioni HLK, che diciamo che abbiamo una resa che sull'area attiva abbiamo da intorno ai 40-50 watt, ma ovviamente l'area attiva, tolti i mobili, tolto tutto, si vede bene quali sono le differenze, che l'impianto a soffitto monotubo spirale arriva al massimo a 34 watt, perché purtroppo un fattore di perdita in copertura elevato, circa il 30%, e gli impianti a pavimento ci sono cose come mobili, tappeti, letti, cucine, divani, armadi, divani, quindi diciamo che effettivamente la media di un impianto monotubo siamo intorno ai 30 watt. Diversamente, nel caso dell'impianto a foglia, la certificazione HLK ci dà 80 watt a metro quadro. Questa elevatissima resa possiamo sceglierla se o in una casa coibentata abbassare la temperatura di lavoro e guadagnare rendimento con la pompa di calore, anche un 30 o un 40%, oppure a parità di casa, oppure se la casa non è coibentata possiamo rispettare la normativa e garantire il comfort con una potenza molto importante. E qui c'è un esempio proprio di casa mia. Questa qui proprio è, vedete, la mia mano con... Questa qua è una misura termografica di casa mia, cioè vedete che io ho l'impianto a soffitto e nel pavimento misuro 22,2, mentre nel pavimento, scusate, mentre nel soffitto, dove il riscaldamento è acceso, siamo intorno ai 22,4. Cioè la differenza tra il soffitto e il pavimento è di 0,2 gradi, perché l'impianto a foglia ha la tendenza a portare tutto quanto alla sua temperatura, quindi lavora per irraggiamento perfetto, ok? Quindi si realizza in casa proprio la condizione di una mattina di primavera. Quindi l'aria tendenzialmente può essere anche 1 o 2 gradi in meno, ma il avvolgimento con l'aria fresca di un sole primaverile. Quindi estremamente confortevole. Pavimento caldo, divano caldo, è tutto piacevole. Ovviamente perché il corpo umano lavora per irraggiamento, quindi va da sé che proprio perché il corpo umano lavora per irraggiamento, l'impianto a foglia lavora solo per irraggiamento, è molto più vantaggioso. Andiamo avanti sul raffrescamento estivo. I sistemi per raffrescare ce ne sono diversi, ma fondamentalmente sono o impianti ad aria o impianti radianti, con tutti i problemi che ormai portano gli impianti ad aria che conosciamo bene. Gli impianti radianti sono vincenti sotto il profilo del comfort, però spesso c'è il problema della condensa. Ovviamente il problema della condensa dipende dalla temperatura di lavoro. Quindi se invece che lavorare a 17 gradi o 16 gradi come un radiante monotubo spirale si lavora a 21-22, automaticamente abbiamo risolto il fenomeno della condensa. Okay? E quindi diventa molto appetibile un sistema del genere che garantisce comfort e una certa affidabilità nel funzionamento. Quindi il sistema sarà il radiante che fa il freddo, la deumidificazione che controlla l'umidità. L'impianto viene gestito da 2 relè, quindi estremamente semplice. Il fresco è proprio l'effetto castello, molto confortevole. Qui per parlare di risparmio e consumi, diciamo che a parità di casa, se io ho la stessa casa, la stessa pompa di calore, a parità di temperatura ho 2 rese diverse, ma a parità di resa ho 2 temperature diverse. E quindi passando da monotubo spirale a impianto a foglia, la pompa di calore mi aumenta il rendimento di un 30%. Parlando di una cosa che conosco bene, a casa mia sono circa un appartamento di 170 metri quadri, la mia spesa invernale con circa 23 gradi e mezzo, 24 in pieno inverno, è intorno ai 249 euro tutto l'inverno, mentre in estivo circa 61 euro. Okay? Quindi i consumi sono effettivamente molto bassi. Passiamo alla seconda parte dell'ecobonus,
I vantaggi dell'impianto a foglia sono ovviamente per primo il limitato spessore, perché in soli 4 centimetri, che sia con il cartongesso o che sia con il rasante, riusciamo a far stare tutto quello che ci serve, ok? Anche perché il decreto sulla deroga sulle altezze minime dice che tu puoi derogare al massimo 10 centimetri, ma tu non devi prendergliene 10 o 15, basta che ne prendi 4 al tuo cliente, non sono tanti, ok? C'è un modo per farlo anche in 2, però chiaramente magari poi lo vedremo approfondendo assieme. E seconda cosa, abbiamo preso diversi casi studio e abbiamo visto che partendo da un'abitazione dai 100-130 metri quadri in zona climatica D o E, quindi praticamente la quasi totalità del Veneto, e se andiamo a vedere, facciamo un intervento solamente con cambio di radiatori pompa di calore e radiatori caldaia con impianto a foglia pompa di calore, senza cambiare le coibentazioni sia dentro che fuori, abbiamo visto che di base riusciamo, partendo dalla F, senza toccare le coibentazioni, riusciamo sempre a passare in D. Senza cambiare le coibentazioni, dalla E riusciamo ad andare in C, come riusciamo, senza cambiare le coibentazioni, dalla D andare in B. Certo che bisogna fare attente valutazioni quando si parte dalla G, perché la G è una classe che può essere molto profonda, e dalla C a dalla D bisogna verificare tanti dettagli. Okay? Il terzo aspetto invece, il terzo punto chiave dell'impianto a foglia è proprio quello relativo al fatto della potenza, perché se non puoi mettere 15-20 cm di cappotto e non puoi portare al minimo le dispersioni della struttura, ci ritroviamo nella condizione che di fatti con l'impianto a foglia abbiamo 80 watt a metro quadro e quindi abbiamo un impianto potente che può soddisfare il fabbisogno e rispettare i limiti di legge, quindi si può fare progetto, si può fare la conformità, si può chiedere il contributo. Se la casa ne disperde 70, non si può mettere un impianto da 34, perché salterebbe tutto quanto, ok? Ecco, quindi la conclusione certamente è che l'aspetto legato al 110 è proprio quello relativo al fatto che abbiamo uno spessore limitatissimo, abbiamo un avanzamento di 2 classi e abbiamo un rispetto di criteri progettuali relativi a conformità con un coefficiente di sicurezza per il professionista generale, termotecnico e installatore elevatissimo. Voglio ricordare che la responsabilità sull'impianto è al 50% del termotecnico, al 25% del progettista generale e il 25% per l'installatore termoidraulico. Quindi non è ammessa l'ignoranza nella legge italiana. Okay? Quindi è importante valutare tutti questi aspetti qua. Per avere una richiesta personalizzata, più che un preventivo, proprio una vera e propria soluzione, uno studio, una consulenza su quella che è la vostra attività, i vostri lavori, vi suggerisco di visitare il sito www.rri.it e andare in alto a destra c'è il tasto con scritto richiesta soluzione. Voi compilando direttamente il tasto in quel punto lì potete facilmente ricevere nell'arco di pochissimo tempo uno studio personalizzato per l'intervento su quale state lavorando, per casa vostra, per i vostri clienti, per casa dei vostri amici, quello che è. Okay? E ovviamente la posa dell'impianto noi vi forniremo chi sono il posatore qualificato più vicino per la vostra abitazione, che siate a Padova, Verona, Treviso, Vicenza o Belluno, okay? Rovigo e quant'altro. Venezia. Altro aspetto è una cosa che mi permetto di invitarvi. Noi da qui proprio a un mese esatto noi facciamo dei corsi che sono gratuiti online. Fondamentalmente 3 eventi da circa un'ora, distanziati una settimana l'uno dall'altro. In questi 3 eventi, diciamo, non condensiamo 23 anni in 23 minuti, ma abbiamo 3-4 ore per poter espandere tutti questi argomenti interessanti sulla tecnologia dell'impianto a foglia e poter affrontare con voi le tematiche e creare proprio un percorso. Okay? Quindi chi di voi lo volesse può andare sul sito e facilmente iscriversi per partecipare a questo corso dove di fatti non è una presentazione certamente live come questa, ma con la possibilità di interagire direttamente anche nella singola slide proprio per permettere, grazie alle vostre domande, di poter approfondire anche per gli altri dei temi che magari
magari sono stati dati ovvi o magari inesplorati, ok? Affrontare con voi le difficoltà. Ovviamente questo qua, ripeto, abbiamo cercato in questi 20 minuti di essere utili alla vostra attività lavorativa. Se c'è spazio, qualche minuto per qualche domanda, sono disponibile. Certamente, te ne giro subito una. Innanzitutto un chiarimento, ci scrive un professionista, considerato il piccolo diametro delle tubazioni dell'impianto che abbiamo visto, ci sono problematiche con l'aria, degasazione, eccetera? C'è qualche accorgimento che bisogna tenere presente? Allora, no, diciamo adesso sì, questa è una cosa, allora vi ringrazio, l'impianto si sfiata una volta e non si tocca più. Non so come si chiama il professionista, ma altra domanda che sicuramente qualcuno avrà fatto, dato che le tubazioni sono da 2 mm, ok? Cioè sono veramente, veramente piccole, questo qui è una foto che ho fatto io, ok? L'ho fatta poco prima che iniziasse tutta quanta la pandemia. Questo impianto qui l'ho posato io 23 anni fa. L'ho posato io e la qualità dell'acqua, come vedete, è ancora perfetta. Ovviamente abbiamo tutte le motivazioni tecniche, abbiamo tutte quante preso gli stratagemmi tecnici, perché uno dei punti forti di RRI è la totale assenza di manutenzione. L'impianto può avere un'incidenza leggermente superiore, ma se valutiamo la totale assenza di manutenzione e un abbattimento dei consumi dal 30 al 50% rispetto a un monotubo spirale, certamente ti offre una certa sicurezza. L'aria si toglie facilmente, perché essendo un tubo piccolo si sfiata subito. Con il tubo più grosso lo conosco bene questo problema. Molte persone che installano un monotubo spirale purtroppo hanno il problema che devono sempre mettere il collettore in alto, se no l'aria non la tirano più fuori, e quando va dentro è veramente un disagio tirarla fuori. Quindi il fatto di avere il tubo piccolo, ti posso dire, puoi mettere il collettore dove vuoi, è una semplificazione mica da ridere. Voglio dire, un po' di esperienza ce l'ho, voglio dire, quindi prego. Altra domanda, ci possono essere di problemi con il calcare? Ecco, il calcare, allora iniziamo a dire che il calcare è carbonato di calcio, CaCO3, e si forma sopra i 50 gradi. Ok? Allora, a casa mia per avere 23 gradi e mezzo lavoro con l'acqua dimandata a 25. Cioè, non c'è proprio il percorso di formazione di calcare, perché non può crearsi. Però dovete sapere che a casa mia, che sono più o meno l'appartamento, sono 160-170 metri quadri, il contenuto d'acqua sono circa 10 litri, ok? Quindi è veramente molto molto modesto. Cioè 10 litri d'acqua, il residuo calcareo è praticamente inesistente. Però volendo, anche se caricate un'acqua potabile, anche fosse calcarea, è talmente basso il residuo che non potrebbe né formarsi per la temperatura né incrementare. Qual è il peso dell'impianto e come viene agganciato al soffitto? Allora, l'impianto può essere fissato con delle graffette, con delle viti a seconda del supporto che abbiamo, ok? Quindi ci sono diverse tecniche di installazione. Il peso dell'impianto pieno d'acqua è circa mezzo chilo a metro quadro, ok? Una birra da mezzo vorrei dire, ok? Quindi c'è un peso, si parla di grammi centimetro quadrato, è una fesseria. Allora, preoccupazione vedo di qualcuno, eventuali rotture come si riparano? Allora, c'è ovviamente la riparazione deve essere eseguita da personale qualificato, ok? Quindi ci deve venire uno che c'è la scritta qua, RRI, ok? Lo dovete Faccio vedere una premessa, perché ci dovrebbero essere delle riparazioni? Innanzitutto, allora, può capitare, per danni, ad esempio, qualcuno che fissa qualcosa al sì, soffitto? diciamo che baruffando, magari uno lancia, magari cerca di prendere il marito, magari lancia una freccetta su per il muro o sul soffitto. Diciamo che noi abbiamo una polizza prodotti di 5 milioni di euro per ogni impianto venduto. Ok? In 23 anni non l'abbiamo mai utilizzata, però può capitare che uno gioca a lanciare freccette sul soffitto. Ok? Detto questo, la riparazione, siccome a differenza del monotubo spirale, che lì hai un tubo, se buchi quello hai perso la stanza, è un casino. Qua i circuiti, se li vedete, sono tutti indipendenti. Quindi anche se perdi questo qua, viene fatta la riparazione, perdi
un tubo su 3000, allora se hai 3 volte lo scambio e perdi un tubo su 3000, diciamo che la passiamo. L'unica cosa è che la riparazione deve essere eseguita da personale qualificato, ok? Quindi una volta fatta non c'è problema. Io vediamo se ho una cosa che, questo qua è una foto del soffitto di casa mia, ok? Giusto a chi me l'ha chiesto. Io avevo previsto il bel punto luce al centro, allargando, come avete visto, no? Una delle prime slide iniziali. Mia madre, che andando in pensione ha iniziato a fare la pittrice, ci ha omaggiato di questo bellissimo quadro dorato che chiamava un lampadario dorato. Mi sono ritrovato a dover fare fuori nel soffitto, non sapendo dove erano i tubi. Però con la termocamera, ok? Tu chiaramente hai lo spazio, tra tubo e tubo sono 15 mm, il tubo fa 2-3 mm, hai 12-13 mm per fare il foro. Adesso la termocamera costa su Amazon 120 euro, ok? Siamo andati lì, abbiamo fatto i fori, mi spiego, fatti i fori, vabbè, io e il mio elettricista alla fine non abbiamo bucato niente, abbiamo festeggiato a tequila, io non dico niente, però li puoi fare anche dopo. Qualcuno ci scrive, forse però le faccette lanciate sul soffitto, forse l'assicurazione non so se le ripaga, diciamo. Ma allora sì, diciamo, non si è mai capito, la polizza prodotti, diciamo, è difficile. Era una battuta. Le baruffe in famiglia non credo che ci stanno perché è bello scambiare e comunicare, no? Anche in modo animato, però non credo che la polizza nostra possa coprire le baruffe. Non ancora. Danni di questo tipo. Ok. Il vostro sistema ha perdite di carico maggiori rispetto a un impianto radiante classico? Allora, io ringrazio tantissimo questa persona. Veramente, io non so come si chiama, ma lo ringrazio, o la ringrazio, perché la invito questa sera a casa mia a Oderzo, e che venga a vedere che l'impianto a foglia sono circa 170 metri quadri. Io ho una pompa, un circolatore che muove circa 7 cubi d'acqua. Quindi, come l'albero, muoviamo una quantità d'acqua spaventosa. Però la cosa bella è che il circolatore a casa mia assorbe 11 watt. Un impianto a monotubo spirale ne assorbirebbe in condizioni del genere a 60, 70, 80 watt. L'impianto a foglia, siccome la portata arriva e si spezza in migliaia di parti, difatti la perdita di carico si azzera. E quindi uno degli altri risparmi importanti che puoi ottenere grazie a un impianto a foglia è quello di tutta la parte elettrica, che diventa più semplice, più naturale, qualcuno diceva less is more, ok? E tutto diventa molto più naturale, molto più semplice, molta meno elettronica, molto più a misura d'uomo, ok? Benissimo. Allora Fabio, abbiamo ancora un po' di domande da farti, le riprendiamo alla fine e lascio spazio adesso a Roberto Longo di Fronius, con cui trattiamo invece il tema dell'energia fotovoltaica, ma in questo caso parliamo di sistemi di accumulo. Ecco Roberto Longo, benvenuto e vediamo. E dicevo, vediamo un po' quelle che sono le soluzioni per l'accumulo dell'energia fotovoltaica. Sì, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, un ringraziamento chiaramente ad Edicom per il gradito invito e faccio i complimenti ai relatori che sono intervenuti prima di me. Io ho il piacere di essere qui con voi nelle vesti di formatore tecnico. Solitamente mi occupo di essere la figura di riferimento per i progettisti in ambito elettrico e seguo tutto ciò che è il contesto normativo per la certificazione dei prodotti affinché siano conformi alle normative di allaccio alla rete. L'agenda di oggi che io ho portato è appunto uno sguardo a quello che è considerato un impianto tecnologico per il decreto rilancio, la qualità declinata sui 3 aspetti che riteniamo essere fondamentali da considerare soprattutto nella scelta dei prodotti legati a quelli che sono gli interventi in Superbonus 110, ma anche comunque negli altri contesti. E infine andremo a valutare quali sono le soluzioni su misura per i clienti, cercando di avere alcuni spunti di riflessione su quelli che sono il dimensionamento di un impianto fotovoltaico, il dimensionamento di un sistema di accumulo e l'integrazione delle stazioni di ricarica.
Partiamo con appunto il decreto rilancio Superbonus 110, ricordando appunto che il fotovoltaico è considerato uno degli interventi trainati che si può realizzare solamente a seguito di almeno uno degli interventi considerati trainanti, e che comunque il fotovoltaico contribuisce ad aumentare le prestazioni energetiche dell'edificio, aumentando anche grazie al fotovoltaico le due classi energetiche che sono d'obbligo per poter fruire di un'aliquota al 110% dettata appunto dal decreto rilancio. Mi piace anche dare un'occhiata a quelli che sono appunto gli interventi, o meglio, quali sono i massimali per gli interventi considerati trainanti inerenti appunto al settore del quale mi occupo, e possiamo vedere come per appunto l'impianto fotovoltaico abbiamo un tetto di spesa di 48.000 euro per singola unità abitativa, chiaramente, e 2.400 euro per kilowatt di potenza nominale, al quale si può sommare ulteriori 48.000 euro per l'installazione di un sistema di accumulo con un tetto di spesa a kilowattora di 1.000 euro. Inoltre c'è anche la possibilità di inserire quello che è una struttura di ricarica per veicoli elettrici. Qui il tetto di spesa inizialmente era di 3.000 euro, poi magari con Fabio o D'Andri lo verifichiamo, perché se non ricordo male poi è stato abbassato nel mese di dicembre a 2.000 euro per singola unità abitativa. Quello che però mi piace ricordare è soprattutto il fatto che l'impianto fotovoltaico, magari abbinato, chiaramente è importante ricordarlo che deve essere comunque sempre abbinato ad uno degli interventi trainanti, e è considerato uno degli interventi veramente poco invasivi, se possiamo dire anche non invasivo, un intervento che si effettua in tempi rapidissimi, se non in qualche giorno, che concorre all'aumento delle due classi energetiche e che, qualora sia legato all'intervento trainante, che appunto riguarda la sostituzione del generatore con un generatore in pompa di calore, concorre notevolmente alla riduzione di quelli che sono i consumi elettrici, proprio perché abbiamo visto che l'abbinata fotovoltaico con pompa di calore, quindi con un'integrazione magari anche laddove si vanno a migliorare quelle che sono le logiche di funzionamento, porta a una riduzione importante di quelli che sono i consumi in bolletta. Vorrei a questo punto farvi fare una considerazione su quali sono gli aspetti importanti e fondamentali da ricordare, soprattutto in ottica Superbonus, proprio perché abbiamo visto i tetti di spesa, i massimali di spesa che sono declinati per l'intervento riguardante il fotovoltaico. Vi confido insomma che io opero nel settore da circa 10 anni e quindi posso in qualche modo garantirvi che con questi massimali c'è sicuramente la possibilità di installare prodotti di qualità. Non dico che sono troppo alti, ma dico che permettono quindi di installare prodotti di qualità. Per qualità è importante, a nostro avviso, valutare la solidità e l'affidabilità di un'azienda, quindi verificare che sia presente sul territorio e abbia una sua storicità, una solidità finanziaria. L'azienda per il quale lavoro, Fronius Italia, è presente sul mercato italiano dal 2008, ma siamo una filiale italiana di una multinazionale austriaca, vanta 75 anni di storia, attiva su 3 divisioni, quindi non solo solare ma anche caricabatterie per trazione e saldatura. Comunque si tratta di gestione dell'energia. A quello che è la solidità e l'affidabilità di un'azienda, io consiglio anche di considerare sicuramente la qualità in termini di prodotto, come classificandolo come un prodotto chiaramente semplice e facile da installare, ma soprattutto semplice anche nella manutenzione, perché con il Superbonus 110 diciamo per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, è passato il concetto che si può avere un impianto fotovoltaico gratuitamente, però è bene ricordare che sarebbe importante che poi anche i costi di manutenzione rimangano sotto controllo, e quindi non ci sia un aggravio importante per quello che è la gestione e la manutenzione dell'impianto. Chiaramente altri aspetti importanti sono l'efficienza e la durata dei componenti nel tempo.
E ultimo, per quanto riguarda la qualità dei prodotti, ricordo la facilità di integrazione con altre tecnologie, in particolar modo proprio parlando di integrazione con la pompa di calore. Siamo uno dei pochi produttori al mondo di inverter che riesce ad interfacciarsi con la pompa di calore e dargli degli input, dei segnali che vengono interpretati dalla pompa di calore SG Ready per cercare di ottimizzare l'autoconsumo in presenza di surplus dell'impianto fotovoltaico. Terzo, ma non ultimo, per quanto riguarda questi aspetti legati alla qualità, è sicuramente l'assistenza tecnica post vendita, in quanto stiamo parlando comunque sempre di un prodotto tecnologico che può avere la necessità di essere verificato il funzionamento, e quindi il servizio tecnico, o meglio l'installatore, si trova spesso ad aver bisogno di un supporto tecnico da parte del costruttore, cosa che è molto apprezzata per quanto riguarda l'azienda che rappresento, in quanto abbiamo 6 tecnici che rispondono telefonicamente a quelle che sono le richieste da parte degli installatori. Come dire, non sono belle ragazze bionde con gli occhi azzurri con una voce dell'est, senza nulla togliere, però ecco, sono dei tecnici competenti che rispondono da Bussolengo in provincia di Verona, quindi sul territorio veneto anche. E altro aspetto importante è dato dal fatto che gli inverter sono stati strutturati per poter permettere la manutenzione in campo. Quindi in caso eventualmente remoto di necessità di sostituire qualche componente, non è necessario dover sostituire completamente l'inverter, ma basta semplicemente andare a sostituire il componente guasto, e questo lo può fare chiaramente il tecnico abilitato di Fronius. Curiamo ora alcuni aspetti che sono, a mio avviso, fondamentali in termini di progettazione. Partendo da un aspetto importantissimo a cui bisogna considerare, che il Superbonus 110, diciamo, per alcuni versi pone un limite su quello che è lo scambio sul posto, e quindi richiede che in favore, ecco, della detrazione fiscale al 110% in 5 anni non si faccia un contratto di cessione di energia con il GSE, il famoso contratto denominato scambio sul posto. Per chi è in possesso di un impianto fotovoltaico fatto magari con la detrazione fiscale del 50%, o comunque fatto quando c'erano ancora i decreti incentivanti, oltre, diciamo, a fruire appunto della detrazione fiscale o dell'incentivazione per l'energia prodotta, poteva beneficiare anche di una remunerazione per quanto riguarda l'energia prodotta e non autoconsumata istantaneamente, ma immessa in rete. Come vedete, la rete diventa una sorta di accumulo virtuale nel quale viene immessa l'energia fotovoltaica non consumata istantaneamente e poi viene ripresa in un secondo momento al fabbisogno del cliente. Questo meccanismo appunto si chiama scambio sul posto, che permette, diciamo, in un contesto dove, ripeto, la detrazione fiscale è del 50%, di essere valorizzato ogni kilowattora circa immesso in rete circa 9 centesimi di euro a kilowattora, contro un prezzo medio di acquisto intorno ai 25 centesimi. Detto questo, quindi è importante dimensionare bene l'impianto fotovoltaico e lo storage. Perché? Perché non possiamo beneficiare di questo meccanismo che ci valorizzerebbe l'energia immessa in rete con un valore che abbiamo detto essere intorno ai 9-10 centesimi di euro a kilowattora. Lo schema di impianto che mi piace consigliare e proporre è composto, come vedete, da un generatore fotovoltaico, che dopo andremo a vedere come dimensionarlo, da un inverter che è considerato ibrido, anche se ibrido, diciamo, è un termine che si usa nel gergo nostro, ma non è ancora un termine normato, ma sta ad identificare un inverter che è in grado di convertire l'energia fotovoltaica prodotta dai moduli e immetterla su una rete alternata, e quindi renderla fruibile per quelli che sono i comuni elettrodomestici, ma in grado anche contemporaneamente di gestire la carica e la scarica di un pacco batterie. Abbiamo poi un altro componente importante del sistema che è lo smart meter,
che permette di monitorare quelli che sono i flussi energetici e quindi comunicare all'inverter se è il momento di caricare oppure scaricare la batteria. Quarto ed ultimo componente che è molto richiesto soprattutto in questo momento del Superbonus 110 è la stazione di ricarica dei veicoli elettrici. Nel nostro caso è un dispositivo particolarmente legato al fotovoltaico perché siamo in grado di gestire la ricarica del veicolo con anche il surplus di energia prodotto dal fotovoltaico, quindi riusciamo a fare un'erogazione di energia in maniera dinamica anche sull'auto. Infine, come potete vedere, abbiamo la possibilità attraverso dei segnali digitali di pilotare quelli che possono essere dei relè esterni e quindi andare ad agire sul funzionamento della pompa di calore, magari cercando di aumentare quelli che possono essere i set point per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria e quindi fare una sorta di storage, di accumulo termico. Detto questo, prima di partire con alcuni criteri per il corretto dimensionamento, è importante definire due concetti molto importanti. Uno è la quota di autoconsumo e la quota di autonomia, per cercare di darci degli obiettivi e quindi anche dei paragoni di confronto per i nostri clienti. La quota di autoconsumo ci identifica quanto bravi siamo ad utilizzare l'energia fotovoltaica prodotta e consumata istantaneamente. La quota di autonomia invece ci dice quanto il nostro cliente diventa indipendente dall'acquisto di energia da parte del fornitore. Quindi è importante che noi teniamo sotto stretto controllo questi due parametri. Tenete conto che generalmente con un impianto fotovoltaico, senza l'utilizzo di una batteria, quindi senza creare un sistema di accumulo, la quota di autoconsumo media si aggira intorno al 30%, quindi vuol dire che soltanto il 30% dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene consumata istantaneamente, mentre l'altro 70% viene immesso in rete. Come vi dicevo, inizialmente io parlavo di inverter e di batteria, però la definizione corretta è sistema di accumulo. Per sistema di accumulo appunto si intende l'insieme di più componenti, quali l'inverter, la batteria e il sistema di gestione e controllo. Questi dal punto di vista normativo devono essere certificati e quindi devono essere sottoposti a dei test in laboratorio dove si certifica l'insieme di questi prodotti. Questo comporta che non posso andare ad utilizzare la batteria che più mi piace con l'inverter che voglio. Devo assolutamente far funzionare i prodotti insieme che sono stati certificati in laboratorio. E ricordo anche che un sistema di accumulo ha come obiettivo quello di limitare l'emissione di energia in rete e limitare il prelievo di energia in rete per cercare di avere zero sempre nel punto di emissione e di prelievo di energia in rete. Tutto ciò che funziona con questa logica è definito appunto sistema di accumulo. Passiamo a questo punto al dimensionamento, partendo da quelli che possono essere dei consumi medi che andremo a trovare in un'abitazione, laddove non c'è più l'utenza del gas, appunto saranno dei consumi completamente elettrici, con un vettore completamente elettrico, rappresentati in parte dai servizi, in parte da pompa di calore e piastra induzione. Quindi un'abitazione che potrebbe arrivare ad avere dei consumi intorno ai 7000 kWh annui, quindi questo è il dato di partenza che ci serve per dimensionare l'impianto fotovoltaico e andremo a verificare, a seconda delle condizioni di installazione, quindi angolo di inclinazione piuttosto che orientamento e latitudine e longitudine, ci sono dei software che sono in grado di darci la producibilità annua di 1 kW di picco. In questo caso, considerando il Veneto, comunque Verona, abbiamo una produzione attesa annua di 1100 kWh, 1110 kWh su kilowatt di picco. Quindi se noi dividiamo quelli che sono i consumi rappresentati in bolletta per la producibilità media annua, troveremo quello che è l'impianto fotovoltaico da andare ad installare, quindi il generatore fotovoltaico deve essere in grado di avere una potenza pari a 6 kW di picco, che possono essere realizzati mediante l'utilizzo di 18 moduli da 330 watt cada uno.
Ogni modulo ha una superficie di circa 1 metro per 1,60 m, 1,60 m è la parte più lunga, e quindi andremo ad occupare una superficie di circa 30 metri quadri sulla falda del tetto. Chiaramente le condizioni ottimali per avere la producibilità dell'impianto sono l'inclinazione di circa 33 gradi, perché siamo nel 33esimo parallelo, e l'orientamento ideale è sud pieno con azimuth 0 gradi. Tutto ciò che si discosta da queste condizioni ottimali porterà chiaramente a una riduzione della producibilità dell'impianto fotovoltaico. Ora passiamo alla parte di dimensionamento della batteria, dove per dimensionare correttamente la batteria si parte sempre da quelli che sono i consumi annui del cliente e si moltiplicano questi consumi annui per un fattore K che sta tra 1.1 e 1.6. A questo dividiamo per 1000 e saremo in grado di trovare la capacità utilizzabile necessaria per il nostro cliente. Quindi, come vedete, in entrambi i casi è necessario partire da quelli che sono i consumi annuali del cliente. Vi consiglio, ecco, per i progettisti elettrici di farsi sempre aiutare e coadiuvare quindi dal termotecnico, che con i calcoli per quanto riguarda la parte termica riesce a dirvi anche quello che sarà il consumo annuale della pompa di calore, che si va a sommare a quello che sono i consumi dei servizi. Detto questo, vediamo alcuni esempi, partendo sempre dai nostri 7000 kWh annui che sono il nostro case study, dove gli abbiamo fatto un impianto fotovoltaico da 6 kW di picco e andiamo a moltiplicare per i due fattori che sono, abbiamo visto, tra 1.1 e 1.6, io ho utilizzato 1.2, vedete che troviamo in un caso 8,4, nell'altro 11,2 kWh. Quindi abbiamo identificato una forbice all'interno del quale c'è sicuramente la capacità di cui ha bisogno il nostro cliente. Ma la domanda a questo punto è: ma quando è meglio scegliere una o quando è meglio scegliere l'altra? Allora, in questo caso io vi consiglio di valutare dove sono distribuiti i consumi del cliente. Se vi trovate di fronte a un cliente che non è mai a casa durante il giorno, quindi rientra solitamente alla sera soltanto, sono magari una coppia di giovani che sono impiegati a tempo pieno al lavoro, vi consiglio di stare sulla batteria più piccola. Se invece, scusate, la batteria più grande, pardon. Quindi se troviamo una coppia che rientra soltanto alla sera, quindi avrà dei consumi elevati in fascia F2 e F3 prevalentemente, dobbiamo dargli la batteria più grande, la 11,2 kWh. Se invece abbiamo di fronte una coppia di pensionati che è sempre a casa durante il giorno e quindi è in grado di utilizzare istantaneamente l'energia prodotta dal fotovoltaico, consigliamo di installare una batteria più piccola, la 8,4 kWh in questo caso. Perché? Proprio perché in primis abbiamo come priorità numero uno in un sistema di accumulo quello di soddisfare i consumi esistenti dell'impianto. Pertanto, se abbiamo la famiglia che è a casa durante il giorno e utilizza gli elettrodomestici, ad esempio la lavatrice, stiro e quant'altro, già farà autoconsumo, quindi già utilizzerà l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico istantaneamente, pertanto non riuscirà a caricare una batteria molto grande. Viceversa, se invece ho la coppia che non è mai a casa durante il giorno e rientra soltanto la sera, durante il giorno, quando ho produzione da parte del fotovoltaico e non ho consumi, riuscirò a riempire una batteria con una capacità più importante, e quando il cliente ritorna a casa la sera avrà un recipiente che sarà la nostra batteria di dimensioni importanti e carica in modo da soddisfare le esigenze del periodo notturno. Volevo così darvi anche alcune indicazioni in termini di dimensione dei prodotti, giustamente perché i progettisti in ambito edile e gli architetti spesso ci chiedono anche le dimensioni che possono avere questi dispositivi e se possono essere collocati all'interno di un ambiente domestico. Faccio presente che la tecnologia che andiamo ad utilizzare per i sistemi di accumulo, in particolare per le batterie, è una tecnologia ioni di litio ferrofosfato, che è esente da esalazioni di gas quali l'idrogeno, che era uno dei principali diciamo, cause di esplosione, di incendio, quando si utilizzava la tecnologia al piombo. Qui stiamo parlando di celle a ioni di litio, come ripeto, sono a tenuta stagna e quindi possono essere collocate in ambiente domestico.
sono anche certificate secondo una normativa che è la CEI 021, che proprio ha come competenza l'ambiente domestico e la bassa tensione. Comunque la batteria da 11 kWh, come vedete, pesa 168 kg, non è un monoblocco, ma come vedete sono più blocchi da circa 30 kg l'uno che vanno impilati uno sopra l'altro e appoggiati ad una base. Le dimensioni sono l'altezza circa 1,20 m, la larghezza circa 60 cm per 30 di profondità. La batteria da 8.3 ha la stessa larghezza e la stessa profondità, soltanto che è circa 25 cm, 20 cm più bassa. Mi piace anche ricordare che queste batterie possono essere anche ampliate in un secondo momento, andando ad aggiungere unità di questo colore bianco, quindi si solleva questo cappello nero, si va ad introdurre un ulteriore cassetto ampliando la capacità di ulteriori 2,7 kWh e quindi può essere ampliata anche in un secondo momento. Per quanto riguarda la parte inverter, stiamo parlando anche qui di dimensioni comunque contenute e pesi intorno ai 20 kg, come vedete. Per quanto riguarda il monofase 20 kg, 25 per il trifase, in questo caso l'altezza è di 52 cm, larghezza 47, profondità 16 cm. Per il trifase, come ripeto, potenze leggermente più grandi, arriviamo ai 10 kW, sono circa 60 cm per 53 per 16 di profondità. Riassumo un po' il tutto con appunto le nostre soluzioni, che sono composte da un inverter che è in versione mono e trifase con potenze che spaziano dai 3 ai 10 kW, quindi riusciamo a soddisfare sicuramente tutto quello che è il comparto domestico. Laddove c'è necessità di fare impianti da più di 10 kW si possono collegare in parallelo più unità di queste. Abbiamo delle batterie agli ioni di litio ferrofosfato con capacità modulari che vanno dai 5.1 kWh fino ai 22 kWh, quindi la torre più alta è di 22 kWh, arriva ad essere alta 2,10 m. Possono anche essere messe in parallelo fino a 3 torri, quindi arrivando a 66 kWh. Lo smart meter è sia disponibile in versione mono e trifase, vanno installati solitamente sul quadro elettrico a barra DIN e occupano da 2 a 3 moduli. E infine la stazione di ricarica per veicoli elettrici, che anche questa è mono e trifase, switcha in maniera automatica dal mono al trifase con una potenza nominale da 11 e 22 kW, che può comunque essere limitata in potenza assorbita se il cliente chiaramente ha un contatore con una potenza in fornitura da 6 kW, si potrà limitare la potenza assorbita dalla stazione di ricarica semplicemente con questo tasto che vi sto indicando, oppure attraverso un'applicazione, anche perché c'è anche la possibilità di utilizzare la versione smart. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango a vostra disposizione insieme anche ai colleghi, magari adesso per le domande. Sì, ti giro subito una serie di domande e iniziamo allora innanzitutto da alcune questioni che riguardano l'impianto e la sua durata. C'è più di qualche domanda inerente proprio a questo argomento. Che ciclo di vita, ci chiede un partecipante, ha l'impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo, ovvero che durata in sostanza potremmo, così dire, possiamo aspettarci? Allora, in questo caso io devo scindere sicuramente quelli che sono i vari componenti dell'impianto fotovoltaico. Diciamo che partendo dall'alto, quindi dai moduli fotovoltaici, generalmente tutti i produttori oggi danno, almeno i produttori di qualità, danno una garanzia di 25 anni sulla durata del prodotto. Per quanto riguarda invece la componentistica elettronica, quindi la parte inverter e la parte batterie, spaziamo tra i 5 e i 10 anni di garanzia dei prodotti. Questa è chiaramente una garanzia di prodotto. Poi per quanto riguarda l'aspettativa, quello che sto vedendo è che negli anni passati, laddove anche si sono utilizzati dei dispositivi con grado di protezione IP piuttosto bassi, si arriva tranquillamente ai 10 anni, si superano anche i 10 anni. Io credo che comunque garantendo un grado di protezione IP elevato, quale quello che utilizziamo noi, che è l'IP66 sull'inverter, l'IP55 sulle batterie, i 10 anni si riescono a fare tranquillamente per quanto riguarda la componentistica elettronica. Come ripeto, per il modulo 25 anni.
Una domanda collegata è quella che riguarda l'eventuale necessità di manutenzione. C'è necessità di manutenzione nel tempo, ci chiedono, e con quale periodicità? Allora, per quanto riguarda le applicazioni domestiche, mi sento di dire che la manutenzione periodica che potrebbe essere fatta riguarderebbe soltanto un'eventuale pulizia dei moduli, ma è da valutare in base alle condizioni di installazione. Se abbiamo un tetto che è piano e magari installato sulla pianura veneta dove ci sono delle nebbie frequenti, ha un suo senso andare a fare una pulizia moduli. Laddove ci troviamo ad avere delle inclinazioni moduli importanti, che possono essere 15-17 gradi di inclinazione modulo, quindi anche la pioggia riesce a fare una pulizia dei moduli e quindi non si necessita di fare una pulizia annuale o semestrale. Quindi io direi che magari ecco, una volta l'anno è bene, sarebbe bene dare una controllata soprattutto alle coppie di serraggio per quanto riguarda i morsetti, ma con la pulizia io la valuterei soprattutto caso per caso con i criteri che vi ho detto, insomma. Questo vale anche per il sistema di accumulo? La batteria è sostanzialmente esente da manutenzione, in quanto, come dicevo, è a tenuta stagna e non ci sono da fare rabocchi come si faceva sul piombo, quindi una volta installata la si può dimenticare. E invece tutte le parti dell'impianto, batterie, inverter, eccetera, ci chiede un partecipante, devono essere installate in un vano o possono essere alloggiate anche all'esterno? Allora, possono essere installate anche all'esterno perché il grado di protezione IP lo permette, l'IP66 per l'inverter, l'IP55 per la batteria lo permette. Però per l'esperienza che mi sono fatto in questi 10 anni di fotovoltaico posso garantirvi che l'installazione più corretta, più idonea all'interno di un locale tecnico fa veramente la differenza sull'aspettativa di vita. Questo in particolar modo anche per le batterie che sono sensibili alle temperature sia troppo elevate ma anche troppo rigide. Se troppo rigide vanno in deriva di potenza, quindi riducono la potenza, se invece vanno in surriscaldamento si possono anche danneggiare. Pertanto io vi consiglio di installarle laddove possibile all'interno di un locale, magari può essere il garage, magari ecco vi consiglio di evitare che ne so, la cucina o la sala, ma per un punto di vista ecco più che altro ottico, perché ritengo che insomma ci sia qualcosa di meglio da vedere. Altra domanda, abbiamo partecipanti, alcuni che vengono anche da fuori Regione Veneto e ci chiedono se la vostra azienda opera anche in altre regioni e se ha delle filiali dedicate. Che copertura avete del territorio italiano? Sì, allora noi abbiamo un'unica filiale in Italia che ha sede a Bussolengo in provincia di Verona, quindi siamo a 10 km dal lago di Garda, a 10 da Verona, e ci occupiamo, abbiamo la competenza e la pertinenza su tutto il territorio nazionale italiano, quindi da lì seguiamo tutte quelle che sono le installazioni sul territorio nazionale, seguiamo e vendiamo attraverso la distribuzione specialistica fotovoltaica e i generalisti di materiale elettrico e siamo in contatto con i progettisti, io in particolar modo sono in contatto con i progettisti, i miei colleghi della parte commerciale invece con gli installatori e distributori. Per noi, ecco, ci tengo a sottolineare che il cliente non è mai considerato il cliente finale, trattiamo solitamente, il nostro è un business to business, non è un business to end customer, un B2B. Ok, allora guarda, chiamiamo in causa anche Fabio D'Andri e magari chiamiamo a video anche gli altri relatori, in questo caso Fabio Bovo, così facciamo un giro finale di domande. Allora, comunque ancora una domanda per Roberto Longo. Ci chiede un partecipante, in un condominio è necessario predisporre tanti sistemi di accumulo quanti sono gli appartamenti? Allora, qui dipende se si vuole ragionare in ottica centralizzata oppure in ottica decentralizzata. A mio avviso, per quanto riguarda il Superbonus 110, qualora ecco, si faccia uno degli interventi più importanti ecco,
che devono essere assolutamente fatti, quindi può essere l'isolamento delle superfici opache, del 25% delle superfici opache, o la sostituzione di quello che è il sistema di riscaldamento centralizzato. A mio avviso, se si opta per questa seconda, quindi la sostituzione dell'impianto centralizzato, ha un senso andare a realizzare anche un impianto fotovoltaico per le parti comuni, proprio per far fronte a quelli che possono essere dei consumi derivanti da un'installazione di una pompa di calore centralizzata. Se invece si opta per la coibentazione delle superfici delle parti comuni, io opterei per andare a realizzare degli impianti fotovoltaici al servizio delle singole unità abitative. C'era infatti un partecipante che ci chiedeva se il bonus preveda che il fotovoltaico sia solo ad uso condominiale o si possa anche, diciamo, collegare alla rete dei singoli appartamenti. Abbiamo già risposto, ma penso che anche Fabio su questo possa confermare il fatto che si può andare a realizzare anche, a patto che ecco, venga eseguito almeno uno degli interventi trainanti sulle parti comuni, si può andare a realizzare l'impianto fotovoltaico per le singole unità abitative. Altra domanda, chiamiamo eventualmente in causa anche Fabio Dandri, Sì, ecco, scusa Ferdinando, sì. mi permetto ecco, di sottolineare un aspetto importante, perché stanno arrivando tante richieste anche a me personalmente di fare il fotovoltaico col 110. Vorrei ecco, ricordare che prima di fare il fotovoltaico è importante che venga fatto almeno uno degli interventi trainanti, perché il fotovoltaico senza l'intervento trainante non può fruire del superbonus 110. L'aliquota altrimenti sarebbe del 50% con ristrutturazione. Certo, ottimo chiarimento. Allora, il partecipante invece ci chiede se in un condominio si può avere tra sistema fotovoltaico e sistema di accumulo un bonus complessivo di 96.000 euro, si può suddividere tale bonus tra i singoli condomini che provvedono ad installare una propria potenza elettrica e un proprio accumulatore? Allora, su questo è bene anche fare una piccola precisazione. Non è che si dà per scontato che l'impianto di accumulo possa costare, il sistema di accumulo, scusate, possa costare 48.000 euro e il fotovoltaico 48.000 euro. Ci deve essere poi anche un asseveratore che valuta se la spesa è congrua con l'intervento effettuato. Quindi quelli sono i massimali di spesa, ma va valutato a seconda del listino nazionale, del DEI e del preziario regionale, se appunto l'intervento è congruo se la spesa è congrua con l'intervento, scusate. E detto questo, la domanda, perdonami Ferdinando, che adesso mi è un po' sfuggita, se la puoi ripetere? Sì, la richiesta era potendo diciamo, contare su un bonus complessivo di 96.000 euro, se si possa suddividere questo bonus fra i singoli condomini che provvedono ad installare una propria potenza elettrica, ci scrive il partecipante, e un proprio accumulatore. Allora, magari qua chiedo anche aiuto a Fabio. Personalmente ritengo di sì, chiaramente a seguito di uno degli interventi però trainanti, altrimenti sulle parti comuni, altrimenti il singolo condomino non può fare soltanto fotovoltaico se non è stato fatto uno degli interventi trainanti. Sì, qui c'è un ragionamento da fare, perché torno anche al discorso di prima. Innanzitutto, per l'esperienza, io direi che i 48.000 euro di massimale sviano un po' l'attenzione, perché in realtà abbiamo il massimale di 2.400 per kilowatt di picco installato o 1.600 in caso di ristrutturazione, e i 1.000 euro a kilowattora di accumulo, per cui normalmente sono più restrittivi questi parametri che non il massimale totale, che poi si riferisce un po' ai 20 kW di fotovoltaico massimi installabili, insomma. Questi massimali sono per impianto, cioè a differenza degli altri massimali in cui è specificatamente indicato che sono riferiti alle unità abitative, questi si applicano all'impianto, quindi non è specificato se l'impianto è a servizio delle parti comuni o a servizio delle singole unità, per cui ogni impianto ha quel massimale. Chiaro che in un condominio uno potrebbe dire: se faccio un impianto comune e poi anche un impianto privato,
applico il massimale a entrambi. Sì, difficilmente avrò un totale per unità abitativa superiore ai 20 kW di picco installati, quindi ci si rientra dentro, voglio dire, anche se si decidesse, secondo me, di fare un intervento trainato parzialmente sulle parti comuni e parzialmente sulle parti comuni, ma a servizio della singola unità. Ok, allora, domande invece per Fabio Bovo. Qualcuno ci chiede, allora, domande su soffitti con le travi in legno. Sì. Mi sembra che avevi già fatto vedere in una slide la possibilità di installare l'impianto anche in un soffitto con travi in legno, se non ricordo male, dammi conferma. Certo. Per cui questo non è un problema. E invece, se ci fosse anche un rivestimento in legno, è possibile operare allora, comunque? Sì. Allora, rispondo a entrambe le domande. L'impianto invece che con intonaco, come hai fatto vedere, con un rivestimento in legno, e se sì, ci chiede con quale spessore o fino a che spessore. Io diciamo, rispondo alla prima domanda, anche se parzialmente hai già risposto te. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la persona che ha inventato il legno magnesizzato, ok? Quello che viene definito Heraclit, Celenit, è stata veramente una cosa molto piacevole, e ogni tanto mi deliziava con qualche filastrocca, del tipo: non c'è arte, non c'è ingegno che fa stare l'intonaco sul legno. Ok? Quindi vuol dire che se lo puoi fare l'impianto in mezzo alle travi, però viene molto bene, bisogna mettere un foglio di isolante che permetta all'intonaco di aggrapparsi. E una variante del caso pannelli isolanti: si mette il pannello isolante tra travo e travo e dopodiché si va a rivestire con un rasante apposito. Totale spessore 20 mm, rasante isolante incluso. E quindi sicuramente si può fare, ne abbiamo fatti di tutti quanti i tipi. Poi in Friuli e Veneto e in Trentino è molto diffusa questa tipologia impiantistica, e anche molto bella, okay? Ha dei vantaggi. Per quanto invece riguarda la seconda domanda, Ferdinando, l'impianto foglia ha la caratteristica di essere il più scambiante sul mercato da prove HLK di Stoccarda. La questione è che avere tutta questa efficienza e poi metterci davanti un bel pannello di legno isolante non è assolutamente in linea con la visione aziendale. Quindi diciamo lo sconsigliate? No, proprio non lo facciamo. Ok, ancora più netto, perfetto. Un'altra domanda interessante, ci chiedono: ma che limitazioni ha il sistema, se ne ha, a livello di installazione, al di là di queste a cui ha fatto cenno adesso? Allora, ci sono altre casistiche? Sì, allora dobbiamo dire tutte le facce della medaglia, ok? Cioè 80 watt a metro quadro sono tanti, sono tantissimi. Per capirsi, a Treviso abbiamo tantissime abitazioni che sono in totale assenza di coibentazioni, dove l'impianto dà gli 80 watt a metro quadro, ok? Ma se ti trovi a Belluno e i watt a metro quadro su una casa non coibentata, il fabbisogno è 90, i casi sono due: o si iniziano, perché magari la casa va non a meno 10 ma va a meno 22,5, come ero l'altra mattina a Padola, ok? Che stavamo tracciando un hotel e meno 22,5 la mattina anche le orecchie ti tremavano, ok? Ecco, detto questo, se uno mi dice: no, guarda, non voglio coibentare e voglio portare l'impianto a 32, 34, 35, 40 gradi, allora lì, signori miei, quello non si può fare. Uno, perché siamo fuori normativa; uno, perché io, che sono particolarmente più alla moda di voi come taglio di capelli, la mia testa è intorno ai 32, 30, 31, 32 gradi, ma la vostra, che siete meno, voi tre che siete meno alla moda di me, siete intorno ai 29, ok? Se l'impianto fosse intorno ai 30 gradi di temperatura superficiale, probabilmente avresti qualcosa che ti scalda la testa, che è sgradevole. Quindi dobbiamo sempre essere certi, non è un vero e proprio limite, ma dobbiamo essere certi. Ecco perché c'è sempre un'analisi da parte, un lavoro assieme tra termotecnico ed RRI, per il quale dobbiamo essere sicuri, ancora prima di produrre il vestito della sposa, okay,
che quello che facciamo andrà bene ancora prima di posarlo. Se vogliamo dire un limite è questo qui, però di fatti diventa poi un vantaggio perché sai sempre qual è il risultato. Un'altra domanda interessante invece è se hai fatto vedere, ad esempio, se non ricordo male, il soggiorno di casa tua con un lampadario al centro della stanza e un partecipante ci chiede, ma se nasce l'esigenza di spostare quel punto luce sul soffitto, come si interviene? Ah, guarda, peggio di Cioè, quello nel che è tempo, capitato a me è non una è domanda possibile. legittima, potrebbe nascere nel Sì, tempo, ma in fase di ristrutturazione o altro. è proprio quel caso diabolico che è capitato a casa mia. Ho dovuto fare dei buchi in posti dove non avrei voluto farli. Devi prendere o un foglio termografico che costano 5-6 euro, oppure prendere una termocamera e andare a cercare dove non passa il tubo. Perfetto, un po' come si fa. Ti puoi affidare alla Si fa con tutti i deabendata. sistemi radianti. Sì, come qualunque radiante, uno si può affidare alla deabendata, però considerando la mia fortuna io non lo farei. Ok? E allora, oggi è un webinar eminentemente tecnico, ma ci sono un po' di partecipanti, non so se puoi dare qualche indicazione sui costi. Qualcuno ci chiede rispetto ai sistemi radianti tradizionali, che differenza ci sia rispetto al costo, ad esempio. Allora, sicuramente quello che è il costo di gestione, abbiamo dei casi molto belli, dove il cliente si è rotto le scatole di un sistema che ogni anno gli perdeva un giunto, e ha detto, a un certo punto ha detto basta, cambiamo tutto. E sono dei casi belli che abbiamo qui intorno a Pordenone, Treviso, Udine, tutti qua vicino, dove abbiamo cambiato solamente l'impianto, mantenendo coibentazione e pompa di calore. E i costi di gestione, con nostra enorme sorpresa, sono andati alla metà. Quindi questo è un caso specifico dove effettivamente se non fosse stata quella sfortuna, ahimè, che ha avuto il cliente privato, io non potrei avere la fortuna di poter dare questa risposta. Però mi ricorderò sempre bene quello che ha detto il cliente. Siccome aveva preso già una fregatura da qualcun altro, ha detto, sentite, io vi pago il doppio, però vi pago tra 3 anni, vi va bene? Ti do tutti i dati, però ti pago tra 3 anni, ti do il doppio, ti va bene? Ti fidi? Sei sicuro? Sono qua a raccontarvela, ok? Vi do nome e cognome di tutte queste persone. Invece per quanto riguarda sono qua sul mio telefono. E invece per quanto riguarda il valore di investimento iniziale, è chiaro che è difficile portarsi a casa una Maserati al prezzo di una Panda, ok? Diciamo che c'è una differenza tutto sommato non elevatissima. Se vado a vedere adesso, lavoro in termini proprio per l'utente privato medio, perché io sono abituato a vedere il computo, il progetto, la visita in cantiere, il collaudo, l'avviamento. Diciamo che se dovessi fare caldo e freddo e devo confrontare monotubo spirale con impianto a foglia, i 100 metri quadri di casa, i 1.000-1.500 euro in più li devo mettere da parte. Però, ripeto, quando scegli l'impianto a foglia, non è un problema di prezzo, è come passare capito? Dalla terra piatta che va bene a tutti alla terra tonda. E sembrava strano quello che parlava di terra tonda, no? Quindi quando io adesso dico una cosa a Roberto che sta ascoltando, quando io avevo un tetto su 2 falde anni fa, no? Ho detto a me servirebbe un inverter che gestisca 2 fasi, e tutti quanti mi hanno detto no, non esiste questa cosa qua, no, loro erano gli unici che lo facevano. Mi hanno risolto un problema che era enorme, ma cioè, voglio dire, voi non sapete quanto mi ha fatto guadagnare con la loro innovazione tecnologica, che non avrei potuto risolverla in un'altra maniera. Questo sì, a casa mia sì, è un impianto da 19,96 sul condominio, quindi insomma dovevo gestirle 2 fasi diverse. Okay? Poi l'architetto mi ha riempito di abbaini, quindi insomma un casino. Questa non era preparata, lo permetto. Sì, voglio dire, la differenza di spesa c'è, ma è modesta. Altra domanda, l'impianto a foglia si può abbinare anche ad una caldaia a condensazione esistente?
Allora, la risposta è sì, tecnicamente sì, perché uno potrebbe collegarci anche a una resistenza elettrica, perché a me basta acqua a 25-26 gradi, mica 36, 38, 40, ok? Quindi qualunque pompa di calore va a cannone con un impianto a foglia. Fermo restando che io mi sono ritrovato qualche giorno fa che un termotecnico stava presentando questa tecnologia ai suoi clienti e mi ha detto vieni qua a sentire cosa dico, che magari dico una fesseria, ok? E siccome questo signore ha fatto con noi circa una trentina di impianti, raccontava ai clienti, guarda, impianto radiatori, caldaia e basta, impianto montubo spirale, può essere la caldaia, come la pompa di calore, facciamo partire un po' uno, un po' l'altro, e impianto a foglia, la caldaia non ha senso, perché lavora con temperature talmente basse che la caldaia tende a salire e scendere, farebbe troppi su e giù, ok? Se no puoi tenere la caldaia, ma devi mettere un piccolo inerziale per fare in modo che la caldaia non faccia tutti quei su e giù, ok? Mentre la pompa di calore si adatta come un vestito alla temperatura che vuoi. Cioè, vuoi 23 gradi? Ti dà 23 gradi. Cioè, il problema è che la temperatura per un generatore a volte è troppo bassa, se vogliamo parlare di problemi. Certo. E altra domanda, nel caso si decida di installare un impianto a foglia, in quel caso, ci chiede un partecipante, significa dismettere l'impianto con i radiatori o è possibile farli lavorare in sinergia? E un eventuale impianto di ventilazione ad aria? Allora, ovviamente anche Fabio ce lo conferma che il decreto dice sostituzione di impianto nel caso del 110, se vogliamo stare nel 110, devi dismettere quell'impianto e metterne un altro, ok? Non mi è mai capitato in 23 anni di attività che uno avesse un sistema integrativo con un impianto a foglia. Non ci è mai capitato. Per quanto riguarda invece il sistema di rinnovo dell'aria, premesso che noi qui li facciamo, li vendiamo, ma sono in qualche maniera il rinnovo dell'aria. Se mi chiedete quando lo ammortizzerete, io rispondo un impianto di rinnovo dell'aria, vi rispondo mai. Okay? Se mi chiedete se l'ho fatto a casa mia, vi dico di sì, perché i parametri del comfort, signori miei, sono temperatura, umidità e qualità dell'aria. Quindi se io riesco a dominare tutti e tre in modo indipendente, è una gran cosa. Il vantaggio di non avere un sistema ad aria che deve integrare soffi d'aria calda, soffi d'aria fredda, perché ovviamente il sistema radiante fa il suo e il rinnovo può fare il rinnovo, ti può consentire di avere sistemi di rinnovo che viaggiano in modo semplice, senza particolari controlli o comandi, che facciano solamente rinnovo. Quindi potresti separare un impianto, una casa da 300 metri quadri, con 3 relè, volendolo. Quindi è meglio farlo sicuramente per la qualità dell'aria, sì, per la vivibilità, ma dal punto di vista funzionale dell'impianto a foglia, per lui è indifferente. Ok, allora una serie di domande adesso sul super bonus per Fabio Dandri. Allora, non riusciremo sicuramente a dare risposta a tutte perché onestamente ho smesso di contarle dopo il numero 100 e quindi capite che le domande complessive per tutti i relatori erano veramente tantissime oggi, ma era inevitabile visto che siete in tantissimi, ma è anche un segnale che evidentemente il super bonus ha ancora molti aspetti che generano dubbi. Allora Fabio, iniziamo magari a dare risposta, se possibile chiedo a tutti magari brevi, così vediamo di riuscire a dare il più possibile soddisfazione a coloro che ci hanno presentato un quesito. La VMC, quindi la ventilazione meccanica controllata, rientra fra gli interventi ammessi nel super bonus? In linea di massima no, perché si configura sempre come una nuova installazione. Diciamo che ci sono impianti ibridi che fanno sia ventilazione che riscaldamento, che potrebbero funzionare bene a seguito di un intervento di isolamento molto spinto. In quel caso l'impianto di riscaldamento in quel caso diventa ad aria, integrato nella ventilazione, per cui in quel caso potrebbe rientrare, ma solo se è in sostituzione l'impianto di riscaldamento. Però rimando un po' alla risposta di prima dell'ingegner Bovo, insomma, sul tema generale della ventilazione.
Sì, Ok. diciamo, mi permetto di fare una piccola aggiunta. In questo caso qua la ventilazione autonoma in nessun caso può rientrare nel 110. Se vista come macchina indipendente, il sistema ibrido diciamo, senza normativamente, senza tirarlo per i capelli, ok? Io queste battute le posso fare, ok? Cioè, no, senza tirare per i capelli, se è un sistema difatti ibrido che possa fare rinnovo e deumidificazione, in quanto si parla di sistemi di climatizzazione, ok? Diciamo che può rientrare, però per correttezza la quota parte di componente che è relativa alla parte D non dovrebbe essere quotata all'interno, tipo i canali verso l'esterno. Cioè dovrebbe essere quotata sulla parte di raffrescamento e deumidificazione. Va bene. E altra domanda, ci chiede un partecipante, se modifico la dimensione delle finestre in aumento o in diminuzione, ad esempio una finestra la trasformo in una porta finestra, questo intervento rientra nel super bonus? No, la modifica delle dimensioni delle finestre fa perdere, cioè l'aumento delle dimensioni normalmente, no? Non è contemplato. Da quanto, insomma, dalle informazioni che abbiamo, le finestre devono essere sostituite a pari dimensioni. E altra domanda interessante nel momento in cui si iniziano i lavori, la violazione delle norme in materia di sicurezza dei cantieri può compromettere l'accesso ai benefici fiscali? Ma allora, diciamo che nessuno controlla l'andamento dei lavori e del cantiere, no? Noi attiviamo la pratica del super bonus a fine lavori, consegnando tutta una serie di documentazione, documenti all'Enea prima di tutto. Per cui eventuali difetti dal punto di vista della sicurezza in cantiere non rilevano, secondo me, al fine è chiaro che normalmente viene chiesta copia, soprattutto per il visto di conformità, probabilmente verrà chiesta copia della comunicazione all'ASL quando dovuta, per cui se proprio la sicurezza è trascurata completamente, sì, può essere un problema. Adesso non so la domanda, però se sono qualche difformità nel corso dei lavori, non credo possa emergere, ecco. Domanda invece che riguardano interventi su edifici vincolati. È possibile usufruire del bonus facciate con applicando un termointonaco e in più applicando anche un isolamento interno? E tutto questo può diventare un intervento trainante? Se l'edificio è vincolato non c'è la necessità di dividere tra trainanti e trainati, vanno bene tutti gli interventi purché si facciano le due classi energetiche. Quindi se il termointonaco esterno in abbinamento con un isolamento interno e altri eventuali interventi consente di fare il passaggio di due classi, sì, è ammesso. Una domanda che riguarda invece l'utilizzo di blocchi con isolante già inserito all'interno per la costruzione, quindi immagino interventi di demolizione e ricostruzione. Ci chiede un partecipante se il massimale a metro quadrato sia riferito solo all'isolante presente all'interno del blocco o all'intero blocco. Allora, in entrambi i casi, sia per l'eco bonus sia per il sisma bonus, è sempre consentita la demolizione e ricostruzione del paramento murario. Quindi io posso imputare l'intera spesa sia su un massimale che sull'altro di fatto. La difficoltà potrebbe essere dividere invece la spesa sui due massimali quando l'intervento è unico, quindi se io posso suddividere i materiali e la posa in opera, verosimilmente potrei anche imputare una parte della spesa su un bonus e una parte sull'altra, come se fossero due interventi. Potrebbe essere un po' delicato, ma bisogna vedere caso per caso. Poi. E in un fabbricato in cui siano state sanate alcune parziali difformità, in questo caso ci specifica il professionista con l'articolo 34 del DPR 380 sulla fiscalizzazione. È possibile usufruire comunque del super bonus 110%? Se le difformità sono sanate, sì. Con un intervento successivo, però, normalmente. Ok. E A meno che, scusa, che
A meno che non si rientri nelle tolleranze invece del 34 bis, del 2% geometrico su alcune cose. I parapetti dei balconi e delle terrazze possono essere catalogati tra gli interventi trainati? Parapetti direi di no, perché non concorrono all'efficienza energetica, a meno che, beh, è complicato perché io posso intervenire sui terrazzi, sui balconi per isolare l'intradosso o l'estradosso degli aggetti, ma metterci dentro anche i parapetti mi sembra un po', sì, un po' eccessivo. Possono rientrare nel bonus facciata in caso, se rientro nei requisiti dei bonus facciata. E un libero professionista che ha la propria sede fiscale in un ambiente all'interno della propria abitazione può accedere al superbonus? Allora, se io credo che lì bisogna capire se la destinazione d'uso è residenziale o in mista o com'è suddivisa la cosa, cioè se il libero professionista ha la sede fiscale nell'abitazione, ma in realtà non c'è uno studio vero e proprio con una zona ufficio accatastata diversamente, secondo me non c'è problema. L'Agenzia delle Entrate ha detto che però in certi casi, quando c'è l'uso promiscuo, si ha diritto a portare in detrazione il 50% delle spese. Ok. E nel caso di condominio bisogna prima fare un'ape convenzionale di tutto l'edificio e poi un'ape per ogni appartamento? Allora si fa un'ape convenzionale di tutto l'edificio che rappresenta lo stato di fatto, un'ape convenzionale a fine lavori che rappresenta lo stato di as built di tutto l'edificio, e poi sono da fare, se richiesti dalla norma, gli APE delle singole unità immobiliari che vanno a essere depositati nei catastri. I limiti di spesa sono riferiti alle singole tipologie di interventi o esiste anche un limite massimo di spesa complessiva per ogni unità immobiliare in un condominio? No, sono sempre i massimali per ogni singolo intervento. Per quanto riguarda l'ecobonus, Sì, certo. bonus è complessivo. E riguardo ai preziari, avevi fatto cenno all'utilizzo di preziari regionali o il preziario DEI. Un partecipante ci chiede: devo avvalermi per forza in primis del preziario regionale o posso utilizzare quello DEI al suo posto? No, l'articolo del decreto fa proprio una gerarchia, quindi bisogna partire del preziario regionale della regione di competenza, oltretutto, quindi non posso andare a usare un preziario di un'altra regione. E poi in seconda battuta posso usare il preziario DEI e come terza opzione in alternativa l'analisi prezzi o l'allegato I. Per fine dei lavori, nel caso di super ecobonus al 110%, cosa si intende? Nel senso, un professionista ci chiede: si deve chiudere la pratica oppure devono essere terminati i lavori portati in detrazione? Allora, il punto è che, come ho detto all'inizio, il superbonus si aggancia ai meccanismi di detrazione preesistenti, che prevedevano anche una serie di interventi, anzi tanti interventi, realizzabili anche in attività edilizia libera o con una comunicazione inizio lavori asseverata, quindi senza la necessità di un inizio lavori, fine lavori, eccetera, eccetera. Quindi in linea del tutto teorica si potrebbe anche chiudere la parte di lavori relativa al superbonus prima che si chiuda il cantiere vero e proprio. Il problema sta un po' nelle dichiarazioni del direttore lavori, nelle asseverazioni e nella completezza della documentazione, perché io potrei trovarmi insomma, con una carenza dal punto di vista documentale, perché dovrei avere un'asseverazione parziale sul cantiere e sulla conformità delle opere a quel punto. Per cui andrebbe, secondo me, è sempre meglio fare in modo che si chiuda il cantiere, che ci sia la fine dei lavori, anche perché poi ci sarà il tema dell'agibilità da affrontare, insomma ci sono tanti aspetti normativi che si incastrano e per farli incastrare tutti correttamente è meglio che il cantiere venga chiuso, a meno che non divido su più SAL, su stati di avanzamento lavori, però anche lì se poi non ho più nessuna spesa sul 110 perde senso anche l'ultimo SAL. Ancora sulle asseverazioni.
una domanda di un professionista è se chi assevera per il super sisma bonus deve asseverare anche per il super eco bonus, o se sia possibile prevedere due figure. No, allora normalmente il vincolo è che il sisma bonus, l'asseverazione del sisma bonus sia in capo al tecnico abilitato in progettazione di strutture, e quindi sicuramente sarà un'altra figura rispetto all'eco bonus. Cioè, potrebbe essere che lo strutturista si occupi anche di aspetti energetici e asseveri tutto, ma normalmente sono due asseveratori. E quello che invece dicevamo prima, forse c'era un'altra domanda, l'asseveratore unico è quello energetico, cioè non posso avere due asseveratori energetici, uno che assevera, non so, l'involucro e uno che assevera l'impianto. Allora, abbiamo parlato prima delle dimensioni dei fuori finestra o delle aperture che devono essere invariate, e però un partecipante ci chiede: ma se ad esempio devo coibentare le spallette, ad esempio, delle finestre, o inserire un monoblocco, come abbiamo visto oggi, significa che rischio di ridurre la dimensione del foro finestra. Devo accettare questa riduzione? Allora, a una domanda che abbiamo posto al gruppo di lavoro del governo, hanno risposto che piccole variazioni dimensionali dovute proprio a queste questioni sono accettate. Il problema potrebbe essere che la riduzione del foro finestra invece impatti e superi i limiti del rapporto aero-illuminante delle stanze, cosa che invece non è ammissibile per mantenere l'agibilità. Purtroppo non c'è nessuna tolleranza in merito in questo caso. E la coibentazione dei parapetti, di poggioli o davanzali rientra nel superbonus? Volendo quindi eliminare i ponti termici legati a queste? Sì, sì, se si tratta di eliminare i ponti termici, sì, quindi davanzali e le soglie sicuramente. Per i parapetti bisogna un po' capire che sì, la parte di parapetto che si innesta nella parete potrebbe rientrare, sì. E un'abitazione residenziale indipendente di proprietà di un unico proprietario, in cui c'è anche un bed and breakfast, può accedere al superbonus? E con la promiscuità di cui facevo cenno prima, quindi al 50% delle spese. Domanda ancora invece per Fabio Bovo, ci chiedono che percentuale di superficie è sufficiente dedicare all'impianto radiante a foglia in un ambiente interno per il raffrescamento e per il riscaldamento. Sì, allora, diciamo che questo, ci sono diversi fattori che influiscono sul dimensionamento del sistema radiante. Okay? Quindi io potrei dire che noi abbiamo 4 fattori diversi che diamo istruzioni ai progettisti termotecnici per dimensionare quello che è la struttura. Dipende dal carico, da fattori di vista, dalle temperature di lavoro e dal bilanciamento tra i circuiti. Però diciamo che stando alla media del pollo, per dare delle informazioni che siano utili, immediate, se siamo intorno al 70% è una media che poi deve essere valutata in sede di progetto. Ok, e inserendo l'impianto a soffitto, è possibile, al di sopra dell'impianto, ci chiede un partecipante, inserire uno strato di isolamento acustico, un pannello, un foglio o quant'altro? Beh, solitamente questa è una delle cose per i quali viene proprio scelto l'impianto, cioè magari se sei in un condominio e vuoi proprio schermarti da sopra, allora sicuramente l'interposizione di un foglio di isolante, a questo punto non puoi usare un materiale, per quanto mi piaccia tantissimo un prodotto come il Ceramito, come la fibra di legno, che sono traspiranti, mi piacciono tanto, se hai bisogno di fare un sistema massa-molla che smorzi proprio questa cosa qua, non è che puoi usare un cartongesso da 4 kg a metro quadro, è inutile. Devi usare un isolamento sintetico messo come interposto, metti l'impianto, puoi dare una rasatura. La rasatura che ha 22 kg a metro quadro contro un pannello di polistirolo che ne pesa 25 a metro cubo, fa un sistema massa-molla per il quale acusticamente hai un risultato
strabiliante. Però non so come si chiama il nome di questa persona, però Ne abbiamo ecco, talmente tante che non riesco a seguire il Mario, allora, troppo. ma l'alta frequenza la risolvi completamente, come ti sto dicendo io, cioè il televisore, uno che urla, sono rumori che tu tagli totalmente, mentre perché quelli si trasferiscono in una certa maniera, mentre la bassa frequenza, per capirsi, un bambino piccolo che corre con i suoi piedini, quella bassa frequenza passa le strutture verticali e ti arriva dentro. Quella non puoi schermarla in nessuna maniera, fai prima buttare giù il condominio. Un caso invece in cui non c'è necessità di ridurre lo spessore. Un partecipante ci chiede se sia possibile installare l'impianto e poi fare un controsoffitto ribassato in maniera da poter anche far passare eventuali altri impianti come ad esempio impianto elettrico o quant'altro. Quindi Allora, ribassato ad esempio di 15 centimetri, visto che la specifica è questa, rispetto al soffitto. sì, allora questa applicazione qua, soprattutto in ristrutturazione, dove magari devi passare impianto elettrico nuovo e ti trovi una marea di cavi, impianto idraulico perché lo vuoi ripassare, tubazioni dell'aria, inizi a avere dei tubi da 100-125, roba importante, tubazioni che vanno verso fuori, quindi contro soffitti a volte ti servono proprio, con l'impianto a foglia però puoi scegliere, quindi puoi scegliere o di avere una finitura con le lastre conduttive, oppure di fare una finitura con la calce, okay? O con un rasante, quindi si può controsoffittare, ma ti rimane la scelta se farlo ad intonaco o con il cartongesso. Okay? Quindi se fai già tutte le pareti in cartongesso, se vuoi evitare cavillature lo finisci con il cartongesso. Se fai tutte le pareti con l'intonaco, andare a mettere un cartongesso è chiaro che lì non va tanto bene, devi finire tutto con l'intonaco. Diciamo che ci deve essere armonia ed equilibrio. Col sistema a foglia, essendo lui flessibile, puoi scegliere quale fare. Ok, allora per Roberto Longo eventualmente può intervenire anche Fabio D'Andri. E nel caso ci scrive un partecipante di fotovoltaico esistente che già gode di incentivi con il conto energia, è possibile aumentare la potenza di questo impianto senza perdere l'incentivo di scambio sul posto? O serve un nuovo contatore? Allora, la risposta è sì, si può andare ad aumentare la potenza dell'impianto andando a realizzare una nuova unità di produzione, e su questo c'è stata una delibera dell'autorità del 22 dicembre che ha appunto definito la nuova unità di produzione. L'unico aspetto che comunque è ancora, diciamo, piuttosto nebuloso, però sembra abbastanza in fase di definizione, è dato dal fatto che l'impianto fotovoltaico esistente gode del meccanismo dello scambio sul posto, cosa che qualora si vada a realizzare una nuova unità di produzione, essendoci un unico pod, un unico punto di connessione point of delivery, il meccanismo dello scambio sul posto viene calcolato su quel pod sul quale vanno a finire i due impianti, e questo comporta che anche l'impianto esistente perda il beneficio dello scambio sul posto. Però su questo si è espresso con una FAQ il GSE dicendo che perde lo scambio sul posto per i primi 5 anni di validità della detrazione fiscale del 110%, scusate, e dopodiché si può ritornare a beneficiare dello scambio sul posto, perché il tema reale è proprio questo, non il fatto che si possa fare oppure no, perché questo è già stato chiarito nel decreto rilancio. Altra domanda, sempre per impianti fotovoltaici esistenti. Anche in questo caso, sono stati utilizzati gli incentivi, in questo caso quelli del 2010. La domanda è se si possa inserire un sistema di accumulo usufruendo del super bonus al 110%, e se la spesa per lo smontaggio e il rimontaggio degli impianti ai fini dell'isolamento del tetto possa essere introdotta fra le spese per cui si usufruisce della detrazione al 110%. Allora, partendo dal presupposto che sia stato fatto uno degli interventi trainanti,
Se non ricordo male, nel decreto rilancio si dice interventi contestuali, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo contestuali o successivi all'intervento. Quindi si può andare a realizzare, ecco, l'installazione di un sistema di accumulo anche su un impianto esistente, però c'è il tema dell'intervento trainante che è assolutamente determinante per questo, ecco. Sì, posso aggiungere Sì. l'accumulo può essere installato successivamente all'impianto fotovoltaico, ma l'impianto fotovoltaico deve essere un impianto agevolato con il 110%. Ah, ok. Quindi non può essere installato l'accumulo su un impianto esistente, di fatto. Ok. Potrebbe essere installato in relazione all'ampliamento in caso, rispettando un po' quello che si è detto prima, no? L'integrazione dell'impianto. E Quindi deve l'altra esserci assolutamente un nuovo impianto. Sì. L'altra parte della domanda faceva riferimento invece all'intervento, immagino in questo caso di coibentazione della copertura, in cui sia necessario smontare e rimontare l'impianto fotovoltaico per eseguire i lavori. Queste spese possono entrare nella detrazione del superbonus? Io ritengo di sì, proprio perché il massimale per il fotovoltaico è stato differenziato, no? E penso che il motivo per cui sia stato differenziato è proprio questo, nel senso che in caso di ristrutturazione il massimale si abbassa a 1.600 euro a kilowatt, mentre in generale 2.400, per cui immagino che si sia ipotizzato che l'installazione di un impianto fotovoltaico su un tetto su cui non c'è nessun tipo di intervento richieda delle lavorazioni generali di installazione che necessitano un massimale un po' più ampio. Sempre sulle asseverazioni, il certificatore che redige l'APE pre e post intervento può coincidere con il direttore lavori barra progettista ed asseveratore del superbonus 110%? Sì, potrebbe essere la stessa figura. Perfetto. E allora, in un condominio il conteggio delle unità immobiliari, ci chiedono, può includere separatamente anche le pertinenze, per esempio i box di proprietà diversa dalle abitazioni? Allora, secondo un paio di indicazioni contenute nelle varie circolari di Agenzia delle Entrate, nei condomini si considerano come unità immobiliari tutte le unità accatastate in modo indipendente, comprese le pertinenze, e su queste si calcolano i massimali. Quindi se c'è anche una FAQ nella circolare 30 del 2020, in cui c'è proprio un esempio che dice che ci sono 4 appartamenti e 4 pertinenze nel condominio, e quindi il massimale va conteggiato, va calcolato per 8. Altra domanda, che in altri webinar di questo tipo non è mai venuta fuori, un partecipante ci chiede se si possano fare più domande riguardo il superbonus o debba essere un'unica per tutti gli interventi. In sostanza, se si possa fare a step di domande per il superbonus legate quindi a interventi a step, oppure debba essere un'unica. No, non credo, nel senso che cioè, dividere gli interventi in 2 titoli edilizi, questa sarebbe Non è specificato, ma immagino che volendolo fare a step, presumo che questo sia il caso. Allora, i massimali sono per unità abitativa, quindi non c'è indicazione del fatto che debbano essere usati in una volta sola o in 2 volte. È chiaro che se io decido di fare 2 interventi di superbonus consecutivi, separati, ognuno dei 2 interventi deve raggiungere le 2 classi energetiche, avere ognuno un intervento trainante, perché gli interventi trainati poi devono essere fatti nel periodo di effettuazione dei lavori degli interventi trainanti. Quindi in linea del tutto teorica si potrebbe anche dividere, ma mi sembra che sia abbastanza complesso poi ottenere tutti i requisiti spacchettando gli interventi in questo modo. Ok, e nel caso di demolizione di un fabbricato unifamiliare per ricostruirlo come bifamiliare, è possibile accedere al superbonus, al sisma bonus o ai bonus ristrutturazioni, nonché al bonus mobili? Scrive
un partecipante? Sì, è possibile, anche se c'è un frazionamento. Per quanto riguarda i limiti massimali e i requisiti, va valorizzata la situazione di partenza, quindi un'unità e un massimale unico. Ok, allora facciamo ancora una domanda che riguarda sempre l'asseverazione. In questo caso stiamo parlando di impianto fotovoltaico. La domanda è se l'asseverazione dell'impianto fotovoltaico debba essere redatta dal progettista dell'impianto fotovoltaico oppure dal professionista responsabile dell'intera opera. Ma non c'è un'asseverazione dell'impianto fotovoltaico dedicata, l'asseverazione è unica e riguarda tutti i requisiti energetici dell'intervento. E poi c'è l'assicurazione strutturale che all'Enea non interessa e quindi va un po' in parallelo. Io all'Enea devo mandare di fatto un'asseverazione unica o eventualmente una sequenza di asseverazioni se divido gli interventi in stati di avanzamento lavori diversi. Quindi il mio fotovoltaico, se trainato dagli interventi energetici, rientrerà nella valutazione complessiva che poi, insomma, dal punto di vista energetico, bisogna capire come influisce il fotovoltaico. Se invece è trainato dal sisma bonus, in quel caso non ho necessità di fare il passaggio di 2 classi. Allora, siamo abbondantemente oltre i tempi che ci eravamo dati, la mole di domande però è veramente impressionante anche oggi, non riusciremo onestamente a dare risposta a tutti, neanche rimanendo qui ancora diverse ore, per cui mi scuso, ma ho cercato di raggruppare almeno per quanto possibile in maniera da dare risposta per temi ai quesiti. Detto questo, i nostri relatori sono disponibili anche per rispondere successivamente, se avete preso nota dei loro recapiti. Comunque, al termine del webinar riceverete una mail che vi inviterà a compilare un brevissimo questionario di gradimento. Compilato questo, riceverete immediatamente il link dal quale scaricare le slide. Lì troverete i loro riferimenti, per cui potrete contattarli anche successivamente per una serie di quesiti anche specifici su impianti, sistemi e quant'altro. Io ringrazio a questo punto tutti voi per essere rimasti con noi fino alla fine. Ringrazio ovviamente tutti i nostri relatori, Irene Piva che purtroppo non è potuta rimanere con noi fino a quest'ora. Ringrazio l'ingegner Fabio Bovo, Roberto Longo e Fabio Dandri. E ci diamo appuntamento a prossime occasioni. Noi continueremo a organizzare ulteriori webinar sul tema Superbonus, per cui guardate la mail con cui solitamente vi avvisiamo dei futuri appuntamenti, datevi un occhio anche eventualmente al nostro canale di YouTube e di Comnews, lì troverete una serie di video di altri webinar sul Superbonus che abbiamo realizzato con risposte a domande e quesiti che sono emersi, per cui c'è materiale che potete rivedere tranquillamente anche con calma, per cui vi posto, se volete vedervi, il link in cui potete trovare questi webinar che abbiamo registrato e messo. Cercheremo possibilmente di mettere anche questo online. E quindi, ringraziandovi ancora tutti, vi auguro una buona serata.